Bene, buonasera a tutti, benvenuti alla 12ª e ultima conferenza sull'edilizia storica promossa da Confartigianato Venezia in collaborazione con tanti enti, tante strutture di assoluto livello. Li cito, prima di tutto i padroni di casa, quindi l'Ateneo Veneto, che ci ha appunto ospitato in questa splendida cornice dell'Aula Magna, la Soprintendenza di Venezia, l'Ordine degli Architetti, la Fondazione degli Architetti di Venezia, lo UAV e sostanzialmente basta. L'iniziativa è promossa da Confartigianato ed è sostenuta economicamente dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Edilcassa Veneto. Il presidente di Edilcassa Veneto, Giovanni Lovato, all'ultimo momento ha avuto un impedimento istituzionale e ci saluta tutti e doveva essere presente con noi. Invece, per quanto riguarda la Camera di Commercio, è presente il vicepresidente Roberto Bottan, al quale dopo cedo la parola per un saluto. Ecco, prima Roberto volevo dire due cose. Noi ci vediamo quindi 12 anni dopo, quindi questo è l'ultimo atto di un ciclo di conferenze che avevamo messo in piedi nel 2012, quando con Francesco Trovò e Antonio Girello, che hanno curato assieme a me questa iniziativa, ci siamo trovati per chiedere: ha senso a distanza di 12 anni organizzare una nuova tornata di incontri? La domanda non era poi così scontata, ma forse sì, forse no. Alla fine abbiamo deciso di sì, perché intanto 12 anni in effetti sono tanti e quindi tanta gente anche che c'era 12 anni prima adesso non c'è più, e abbiamo quindi pensato anche appunto al futuro, a chi 12 anni fa non c'era, e quindi, per farla breve, oltre agli operatori presenti in città e soprattutto presenti nei cantieri, che sono gli imprenditori, che sono i professionisti, che sono i funzionari degli organi di controllo, abbiamo pensato anche agli operatori di domani, che sono gli studenti dello UAV. Ecco, a loro farei un bel applauso, perché sono stati sempre presenti. Ed è un applauso anche di incoraggiamento, perché non sarà facile per loro e come per tutti i giovani in generale. E soprattutto l'auspicio e l'augurio che mi permetto dal mio piccolo punto di vista di fare, che è quello condiviso anche, su questo abbiamo parlato tante volte col presidente Francesco Pusato e anche col presidente Andrea Bertoldini, rispettivamente del settore edile e della Confartigianato di Venezia, è che un'esperienza di cantiere, all'interno di un cantiere, per i giovani, qualunque cosa dopo andranno a fare nel futuro, è comunque tempo ben speso, perché effettivamente riescono a capire cos'è la realtà di impresa, cosa vuol dire lavorare a Venezia, tutte le difficoltà, ma anche tutte le gratificazioni che ci sono. Quindi l'invito che rinnovo ai giovani studenti è quello anche di sfruttare questo strumento del tirocinio che abbiamo attivato come Confartigianato assieme allo UAV, quindi con la possibilità quindi di fare un periodo di stage all'interno delle imprese artigiane del settore dell'edilizia e del restauro. Io non mi dilungo, perché il tempo è poco e poi ci saranno anche le conclusioni che verranno tratte da Francesco Trovò. Solamente una questione, ecco, questi temi che noi abbiamo trattato in queste conferenze rappresentano appunto l'eredità culturale che tutti questi attori, i professionisti, gli imprenditori, i tecnici, sono chiamati a consegnare a chi si prenderà cura di questa città, che appunto sono i giovani che sono anche presenti in sala. Quindi qualunque cosa vadano a fare, che facciano i professionisti, che facciano i tecnici di cantiere, a loro è demandata la cura appunto della nostra città.
Io adesso chiamo qui sul palco Roberto Bottan, che è il vicepresidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, che appunto assieme a Edilcassa ha reso possibile questo intervento perché ha dato un sostegno economico fondamentale. Prego Roberto. Grazie Enrico, vi ringrazio dell'invito, vi porto i saluti di Massimo Zanon, il presidente. Diciamo che sono anch'io un artigiano, rappresento il mondo dell'artigianato all'interno della giunta della Camera di Commercio e veramente vi faccio i complimenti. Sono venuto solo in questa ultima evento, però ho seguito con attenzione la vostra scaletta, la qualità di tutta l'organizzazione e veramente complimenti. Il comparto casa, mi sono guardato qualche dati della Camera di Commercio proprio prima di venire, diciamo che ovviamente è in buona salute adesso, costruzioni, restauri, l'impiantistica, gli studi tecnici così stanno vivendo un buon periodo, ci sono aumentati del 12% gli addetti negli ultimi 10 anni, specialmente, mi rivolgo anche ai colleghi della Confartigianato, nel campo proprio delle finiture, dei restauri e dell'impiantistica, per cui bene direi. Forse è atteso un contraccolpo nel 2025, vediamo, insomma, ma penso che diciamo che il comparto del restauro con le riqualificazioni energetiche ambientali è un lavoro per voi, insomma, che nel futuro, insomma, lo vedo veramente roseo e veramente l'invito ai giovani dell'università, ma non solo, a partecipare, a frequentare i cantieri, lo sottoscrivo in tutte le maniere e anche la Camera di Commercio è impegnata su questo discorso. Allora noi come Camera di Commercio abbiamo circa 5 milioni riversiamo in promozione ogni anno, che potrebbero anche sembrare tanti, però abbiamo Venezia Rovigo, industria, artigianato, agricoltura e commercio, alla fine insomma non è che siano proprio questi cifroni, però questo viene a vantaggio, diciamo, che vengono selezionati i progetti, ecco, vengono dati i contributi ai progetti più meritevoli. La Camera di Commercio adesso è impegnata fondamentalmente in 4 filoni. La doppia transizione ecologica e digitale, in cui ci sono molti progetti, anche belli veramente, in cui ad esempio con l'università vengono fatti dei progetti personalizzati dove a una singola impresa viene affiancato un tutor dell'università per accompagnarli nell'innovazione digitale soprattutto. Poi chiaramente seguiamo l'export, perché siamo anche la capitale del Veneto, che è il più grande esportatore, fra i più grandi esportatori italiani, per cui particolarmente con un focus alla piccola impresa, cioè la piccola impresa che vuole esportare, noi cerchiamo di aiutarli, portarli alle fiere, assisterli, eccetera. E la rigenerazione urbana e la cultura, il turismo, che questo rientra in questo progetto che è stato, appunto, abbiamo aiutato, insomma, a realizzare, e poi anche molto importante politiche attive per il lavoro, che questo sappiamo che chi lavora, insomma, come tutti quanti, ogni negozio che giri cercasi personale, no? Allora, come possiamo fare i restauri, tutte le attività senza personale? La Camera di Commercio, adesso qua senza stare a indagare le cause, perché potremmo stare a fare una serata qua, comunque se ci sono dei progetti che vanno verso la direzione delle politiche attive del lavoro, noi li sosteniamo assolutamente. Porto solo un piccolo esempio e dopo concludo. Con un istituto professionale di Mestre, Confartigianato di Mestre, Camera di Commercio, adesso si è unita alla nostra cordata anche la Fondazione Venezia, e abbiamo fatto un progetto pluriennale in cui sono stati rinnovati i laboratori anche nel comparto dell'impiantistica, per cui laboratori con fotovoltaico, domotica, tutto quanto, e anche, diciamo, si è cercato di andare aumentare la presenza degli allievi, il tutto accompagnato da una grande campagna mediatica.
Senza entrare nel dettaglio, che se qualcuno vuole gli spiego come sono andate le cose. Comunque sono stati investiti fra pubblico e privato e associazioni di categoria circa 200.000 euro in 3 anni, che non sono poche cifre. Abbiamo trovato numerose imprese private sensibili, anche multinazionali, che ci hanno aiutato, che hanno aiutato questo progetto, diciamo. E per cui il risultato, c'è stato un boom, dopo un paio di anni, un boom di iscrizioni alle classi prime di questo istituto e il raddoppio della classe quarta, che sono quelli poi che vanno a fare istituto professionale del 500 euro in azienda, per cui sappiamo quanto è importante avere uno studente per 500 euro in azienda. Per cui io esorto chi, Confartigianato o altre situazioni qui di Venezia, che volessero avere così, che mettessero in piedi un progetto del genere, noi come Camera di Commercio siamo assolutamente al fianco e anzi abbiamo visto anche in questo caso che delle buone pratiche localmente, perché gli imprenditori tante volte un po' si lamentano così, c'è un po' questa tendenza, no? Che tutto va male, come facciamo? Però delle buone pratiche anche localmente possono far invertire delle tendenze che sembrano impossibili. Grazie e vi saluto. Grazie Presidente. Iniziamo la prima parte dei lavori con questi interventi di Maura Manzelle, Siro Martin e Paolo Gasparoli. Le sfide del cantiere veneziano tra conservazione, tendenze in atto e nuove esigenze. A questo primo blocco di interventi farà poi seguito una tavola rotonda sul tema Venezia, riflessioni tra presente e futuro, che sarà moderata da Michele Fullin, giornalista del Gazzettino. Cedo la parola all'architetto Maura Manzelle dell'Università UAB di Venezia, Presidente del Premio Torta per il restauro di Venezia anno 2023. Prego Maura. Grazie mille, ringrazio i curatori per questo invito. Devo dire che già ero stata invitata all'inaugurazione e mi scuso nuovamente, non ho potuto essere presente a causa di un'influenza e quindi in questo mio intervento di oggi farò anche tesoro di quello che avevo preparato per quella data. Come avete sentito sono qui in varie vesti, come architetto militante, come mi piace definirmi, quindi chi viene dal mondo della professione, come docente dell'università, e qui mi fa veramente particolarmente piacere salutare gli studenti, e in particolare, come è stato detto, come Presidente del Premio Torta 2023. Perché rievoco queste 3 figure? Perché i miei ragionamenti sono sicuramente il frutto di questo intreccio, quindi di un'esperienza professionale pluriennale e poi di questi ruoli, quindi anche nel mondo della cultura e dell'impegno cittadino. Penso che queste mie riflessioni di oggi abbiano soprattutto l'obiettivo di stabilire appunto obiettivi che possono essere condivisi. Riprendo quindi alcuni spunti relativi alla necessità, secondo me, di capire come si vive in questa città. Perché o ci chiariamo sugli obiettivi o credo che sia difficile stabilire quali strumenti ci possono essere utili. In quella mia riflessione, prolusione al Premio Torta 2023, stabilivo un nesso che è imprescindibile e che oggi vorrei ribadire tra il termine città e il termine cittadini. Una città non è tale se non ci sono dei cittadini. È una questione etimologica, molto banalmente, ma l'etimologia ci serve soltanto a ribadire un principio. Ma io vorrei anche andare oltre oggi, e cioè segnalare come non soltanto bisogna capire che i cittadini non sono i residenti, qui non ci possono essere confusioni di termini, non sto parlando di residenti ma sto parlando di cittadini, che quindi sono chi risiede stabilmente, chi viene per dei periodi, gli studenti fuori sede per me sono dei cittadini, i ricercatori fuori sede sono dei cittadini, i pendolari sono dei cittadini, eccetera. A questo punto quindi il passo in avanti secondo me dovrebbe essere veramente quello di identificare quanti. Quanti significa anche che tipo delle quantità, la quantità non mi interessa come pura quantità, ma anche nelle sue declinazioni, quindi che tipo,
perché tipi diversi di cittadini hanno esigenze di tipo diversi. Metto dentro, ma credo che sia ovvio che sul fondo del mio ragionamento ci sono anche gli operatori, quindi i lavoratori, no? Pendolari, residenti, super esperti che vengono qua una volta ogni tanto, vengono qui a studiare le nostre tecniche qualche mese, di tutti i tipi. Quali esigenze significa anche quali servizi richiedono, quindi è necessario capire per chi operiamo. Perché insisto tanto sulla questione degli obiettivi? Perché penso che sia necessario ricordare che l'architettura, diversamente da tutte le altre arti così definite, richiede una destinazione, cioè ha un obiettivo. Quindi sugli obiettivi bisogna essere molto molto chiari. Vorrei anche insistere su questo discorso del premio 2023, contributo oltre a me ha visto coinvolto anche Francesco Provò come segretario di quel premio che è stato destinato dalla Commissione ai cittadini veneziani. Allora, era sì un premio a chi cerca di restare e quindi fonda nell'abitare in senso lato, risiedere, studiare, lavorare, eccetera, eccetera, il suo tentativo di restare, ma nella mia particolare declinazione è anche un monito che vorrei appunto sottolineare, perché è una richiesta ad alzare la soglia di attenzione, di non dare per scontato nulla, neppure di fronte all'evidenza che la città si sta sicuramente trasformando. Allora, non diamo per scontato che tornerà come quella di prima, perché così non sarà. Non diamo neppure per scontato che diventerà altro, e questo altro molto ci preoccupa, ma siamo in un terreno di mezzo. Cioè, siamo secondo me nel momento in cui le azioni e quindi le nostre attività, compreso questo corso che io sto guardando con attenzione, siano la corrispondenza di appunto un atteggiamento attivo che ha ancora come obiettivo quello di vedere che cosa si può fare per continuare a lavorare, ad insegnare, ad imparare, eccetera, eccetera. È vero anche che abitare qui è abitare, e sottolineo, per me abitare significa lavorare, studiare, eccetera, eccetera, è un termine omnicomprensivo, è un modo particolare. Quindi sappiamo benissimo che qualsiasi cosa fatta qui è una cosa diversa, specifica, e possiamo anche aggiungere che è un modo più difficile, non è soltanto una questione di particolarità. Voglio quindi, scusate, controllo il tempo, evidenziare alcuni aspetti specifici di questo territorio nel quale stiamo tutti quanti collaborando ad intervenire, perché dobbiamo ovviamente considerare nella sua specificità la cedevolezza dei terreni, il fenomeno dell'acqua alta, il fenomeno MOSE, come l'ho appuntato brevemente per dire che comunque forse non abbiamo ancora studiato cosa il MOSE implica al di là della difesa dell'acqua alta nelle dinamiche della città dal punto di vista proprio delle ripercussioni sugli andamenti di immersione e emersione delle terre diversamente da come avveniva prima, l'ambiente salino, i cambiamenti climatici, l'overtourism, eccetera. Nella mia prolusione al premio Torta dicevo appunto che questa città ha sempre richiesto capacità specifiche per intervenire, innovative e di altissimo livello. Nulla in città può essere fatto in modo scontato, non gli interventi strutturali, non il riuso dell'esistente, non le nuove costruzioni, non gli aggiornamenti impiantistici per adeguare gli edifici alle richieste odierne di comfort e alle condizioni di conservazione delle opere d'arte, non le opere per consentire la frequentazione ad un'utenza allargata, non i trasporti pubblici, non quelli privati, né quelli delle persone, né quelli delle merci, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nulla di normale, diciamo così. Quali strumenti quindi possiamo attivare? Cito da Vladimiro Dorigo, assessore all'urbanistica illuminato e illuminato intellettuale, che nel 1990 in Venezia Arti diceva:
La salvezza di questa città può avvenire come cantiere di una cultura internazionale che si esercita con le tecniche moderne al recupero dell'antico. Rileggo. Salvezza di questa città, sul termine salvezza ho qualche problema, ma comunque, di questa città come cantiere di una cultura internazionale che si esercita con le tecniche moderne al recupero dell'antico. Penso che questo potrebbe essere, come dire, l'incipit di questo corso e andrebbe bene. Dicevo 1990, programma già fatto quindi. E devo dire che già dire che era del 1990 ci sembra una cosa datata, che quindi avremmo già dovuto attuare, ma io aggiungo che considero che tale programma sia frutto delle riflessioni, degli studi, delle sperimentazioni, delle ricerche maturate dal primo dopoguerra in questa città. Il generale Clark, generale delle forze alleate, lasciando la città in mano ai cittadini, in quel caso ha detto, beh, Venezia è un laboratorio eccezionale e non soltanto è responsabilità e merito dei cittadini veneziani e la sua liberazione, visto che oltretutto quest'anno abbiamo una ricorrenza da questo punto di vista, ma è anche costituisce un emblema a livello nazionale su quel che si potrà fare nelle città storiche dal dopoguerra in avanti. Quindi Venezia ha un ruolo speciale già dal 1945 e l'obiettivo, devo dire, per quanto dinamico, nel senso che le dinamiche sono ovviamente cambiate nelle esigenze, dicevamo prima anche banalmente di comfort, quindi di obiettivi, ma l'obiettivo non è cambiato, fare in modo che Venezia rimanga Venezia. Ci abbiamo quindi stabilito per chi, e abbiamo aggiunto qualche elemento al nostro obiettivo, ci rimane il come. Anzi, se vogliamo adottare quello, come slogan quella frase di Dorigo. Ovviamente per il come non posso che rivolgermi da un lato agli amministratori e alla politica, perché venga rafforzato questa possibilità di abitare, lavorare, studiare e quindi mantenere la complessità di questa città. E la complessità di questa città, secondo me, ha a che fare con i numeri. Quindi sì, cittadini, quanti cittadini, che tipo di cittadini, che tipo di servizi, e quindi è un programma, come dire, approfondito. E ovviamente perché questa città, come ricordavo in quella prolusione a Premio Torta, non diventi un parco a tema, una rovina archeologica, un set cinematografico, un set per matrimoni, una meta del turismo di calamità. E non sto dicendo delle cose a caso, ma sto dicendo delle cose che avvengono continuamente nella nostra città. Mi sono anche appuntata una cosa a parte qua, rifugio di fondazioni culturali estere. Non ho capito se stiamo diventando un paradiso fiscale per alcuni aspetti, che secondo me andrebbero approfonditi. Una cosa importante per me, sempre sul come. Io credo che dobbiamo fare nel campo del restauro un salto di scala nella progettazione. Allora, se uno slogan, ma diciamo una attenzione, un particolare tipo di approccio nel restauro è sempre stato quello del caso per caso, e qui mi fa piacere che ci sia il sovrintendente, così discuteremo di questo aspetto. Io credo che a questo punto i saperi tecnici e i saperi umanistici insieme debbano riflettere su dei comparti più complessi, cioè io non posso pensare che continuiamo a costruire una fossa settica per ogni edificio, non ci posso pensare, ho i danni a casa mia giusto in questo momento. E non posso neanche pensare che continuiamo a mettere ogni appartamento, quindi non ogni edificio, ma ogni appartamento una unità motocondensante esterna. Scusatemi se parlo in maniera molto banale, ma credo che queste immagini servano molto, no? E quindi credo che si debba fare un salto per affrontare anche queste tematiche in modo complesso e che questo modo più complesso significhi non più restaurare un'architettura o un edificio, ma restaurare una città rispetto a tutti i temi che vi ho proposto oggi. Grazie.
Grazie architetto Manzelle. Cedo la parola al presidente della Confartigianato Città Metropolitana di Venezia, Siro Martin. È già acceso. Grazie Enrico. A me onestamente hanno chiesto di fare un intervento leggermente diverso che esce un po' dal tema del restauro, ritornando un po' di più sul tema della sicurezza nei cantieri. L'avevo già fatto in uno degli ultimi incontri e mi hanno detto, sperando che la platea sia diversa, non sia la stessa, perché sennò probabilmente risentirà forse le stesse cose. E quindi mi concentrerò in più su questo tema, anche se devo dire che ascoltando la professoressa, no? Ci sono, come possiamo dire, alcune cose comuni, no? Quanti e quali cittadini, quanti e quali operai in cantiere, ci ritorna. Poi ha detto non dare per scontato nulla, vale anche per i cantieri e sulla sicurezza, non diamo per scontato nulla. E poi un'altra cosa che a me sta molto a cuore, che cito sempre, un salto di qualità nella progettazione. Questo vale molto anche non solo nella progettazione architettonica, strutturale, ma anche nella progettazione della sicurezza. Sono dei passaggi secondo me fondamentali e che sono comuni a una vita di una città, che poi il cantiere è un microcosmo di una città, in particolar modo se la città è Venezia, perché diventa estremamente impattante, estremamente complicato. Però io voglio... mi sto molto interessando al tema della sicurezza, sia per formazione culturale, perché prima di fare l'imprenditore per 10 anni ho insegnato sicurezza in una scuola superiore, quindi sono partito più o meno dal 94 con le prime direttive europee e vedo e le ritenevo interessanti dal punto di vista propositivo e le ritengo ancora non compiutamente realizzate, nonostante ci siano state normative che sono seguite fino ad arrivare al testo unico all'81. Molte parti sono rimaste, diciamo così, negli intenti, soprattutto quelli che riguardavano le figure che dovevano regolare la sicurezza. Mi riferisco in particolar modo ai coordinatori e mi riferisco anche a quello che è in teoria la persona che ha maggiori responsabilità nella sicurezza, che è il committente, che però giustamente si affida anche ai dei professionisti. E questo secondo me è rimasto un po' in secondo piano, il tema della sicurezza, nonostante se ne parli, perché si continua a parlarne in maniera abbastanza generale, senza mai scendere nel dettaglio, senza mai fare quel salto di qualità che è determinato da una progettazione adeguata, dall'intensità delle persone in cantiere, perché come Venezia vive male, oggi si camminava bene, devo dire, però ogni tanto non si riesce a camminare, anche in cantiere a volte capita questo. Ed è determinato dai tempi di esecuzione, più spesso dagli imprevisti, nei cantieri edili gli imprevisti li avrete sempre, dall'incapacità anche di chi governa il cantiere di capire che ci sono degli imprevisti che a volte non sono causa e colpo e volontà di nessuno, e quindi rideterminare nuovi tempi di fine lavori. Mi sto riferendo anche ai lavori pubblici, anche se poi magari qualche proroga arriva, ma è sempre discute, non è mai colpa di nessuno quando si va in ritardo, e che creano molto spesso delle grandi difficoltà, aumentando l'intensità o magari lavorando anche in periodi dell'anno, in situazioni dell'anno che non sono proprio il massimo della sicurezza, no? Andare sui tetti quando in pieno gennaio, se magari alle 8 del mattino, 7:30 di mattino per completare è pericolosissimo, farlo lo stesso a 35-40 gradi è la stessa cosa, e questo va al di là della capacità, dell'accuratezza dell'impresa. Devono essere delle scelte proprio a livello strutturale. E poi perché cerco di partecipare più possibilmente a questi incontri, agli incontri dove si può parlare di sicurezza? Perché l'impresa è la prima interessata che il cantiere si svolga in maniera ordinata e in sicurezza. Non è che si diverta quando ha l'infortunio, ma non solo per le sanzioni, per le difficoltà, per le patenti a crediti, per tutte queste cose, o patenti a punti, come meglio si chiama, ma perché ci sono dei drammi molto spesso familiari. Noi è vero che abbiamo anche delle grandi imprese, ma la maggior parte sono piccole imprese, medie imprese, che si conoscono e viaggiano tutti i giorni assieme con i propri collaboratori, se non vogliamo chiamarli operai. E quindi l'aspetto umano è un aspetto fondamentale, però ci sono secondo me delle modalità di applicare le norme che mettono in secondo piano la sicurezza e mettono in primo piano la realizzazione dell'opera.
Lo dico anche perché molto spesso, anche oggi, parliamo di restauro e magari Paolo sicuramente lo farà benissimo, come ha fatto si approfondisce, si vede il dettaglio, mentre nella sicurezza si parla sempre in tema generale, no? Io immagino, vado un po' nel tecnico, un piano di sicurezza che sia il progetto architettonico, ma il piano operativo, quello che fa l'impresa, deve essere il vero esecutivo, e nell'esecutivo non si fanno i particolari di qualsiasi cosa, anche di quello che è standard. Bisogna andare a approfondire ciò che serve in maniera specifica in quel cantiere. Qua qualcuno diceva l'altra volta che effettivamente a Venezia molto spesso il ponteggio è poi anche l'area di cantiere. È ben diverso progettare un ponteggio qua, la salita e la discesa e le possibili azioni di emergenza nel caso succeda qualcosa, di farlo in un'altra città o farlo diciamo così nella terraferma, però lì ci sono magari altri problemi, le auto, ci sono gli incroci, la viabilità, le persone che passano sotto qua ancora di più. Invece queste cose molto spesso vengono tralasciate di fronte a una progettazione generale normalmente gestita dal software. Il più delle volte è così. Perché? Perché queste progettazioni sono ripetitive e noiose, perché non si lascia a nessun progettista un minimo di fantasia, un minimo di approfondimento. Ce ne sono alcuni che lo fanno, Sono pochi e sono quelli che riescono anche a dire sì, ma per fare questo lavoro io devo essere adeguatamente compensato. L'altro aspetto è questo. Molto spesso i committenti affrontare i costi della sicurezza, perché questo prevede la norma, diciamo così, un po' li pesa. Preferiscono di più spendere 10 euro in più per una pittura particolare che spendere magari 10 euro a metro quadro, dico che spendere magari 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro per creare un ponteggio effettivamente a norma dove si possa salire e scendere anche nel caso che qualcuno abbia un piccolo malore nel ponteggio e non si sappia come andarlo a prendere, perché in quelle bottole farà molta difficoltà a scendere se non aiutato, e anche se aiutato è complicato. Ecco, io questo ritengo a dire, anche perché sta avvenendo sempre più frequente in questa provincia che se ne parli in maniera approfondita. Ci sono anche, diciamo così, si è cercato anche di innovare le modalità, no? Però vanno bene i questionari, ma arrivano fino a un certo punto. L'importante è il confronto, e nel confronto devono esserci tutte le figure interessate al mondo della sicurezza, così come si fa quando si fa un intervento, un incontro in cantiere per realizzare una determinata parte di opera o un'altra. Mentre spesso anche questi incontri vengono fatti in maniera divisa, vengono fatti con i coordinatori, i committenti non vengono mai interessati, e invece devono capire che hanno una responsabilità importante, oltre a quella, diciamo così, penale, ma senza far prendere paura ovviamente ai committenti, però se affidano in maniera, diciamo così, adeguata a questo incarico a dei professionisti capaci e soprattutto se giustamente remunerati, ne avremo dei benefici tutti quanti, in particolar modo l'impresa. Tant'è vero che io in qualche consesso ho detto: ma scusate, abbiamo fatto i bonus su tutto, abbiamo sull'edilizia finanziato qualsiasi cosa, è vero che nel mentre si finanziava anche la sicurezza, ma facciamo un vero bonus sulla sicurezza, sia sulle nuove costruzioni, sia sulle strutturazioni, in modo tale che il committente venga aiutato a sostenere questi costi e che vengano adeguatamente trasferiti all'impresa. Perché ritengo che alcune volte, quando si trovano delle assenze dal punto di vista della sicurezza nei cantieri, se io andassi a vedere in maniera specifica i costi previsti nel PSC, quell'opera non era prevista in sicurezza. Cioè quella voce che l'ispettore o il coordinatore della sicurezza mi sta chiedendo in quel momento, se io vado a leggere nei costi previsti della sicurezza, non c'è. E questo succede anche nel pubblico. Io ne sono esperienza diretta. Quindi questo succede anche nel pubblico, non ci sono, ho capito che non ci sono. Però facciamo 10 metri quadri in meno di pavimento, facciamo la sicurezza. È un po' difficile far digerire questo alla committenza, che sia pubblica o privata, perché la sicurezza può anche andare bene, anche se non lavori in sicurezza ti può andare bene. Il pavimento che manca lo vedono tutti e non può andare bene perché non posso utilizzare il bene perché non è agibile. Bisogna quindi fare uno sforzo veramente di mettere al primo piano la sicurezza, e di conseguenza viene l'opera. Se noi continuiamo a mettere in primo piano l'opera e rimane a margine la sicurezza, diventa un po' un problema. Tant'è vero
che in tutte le offerte che si fanno, nel 95% che si fanno, l'offerta viene stralciata alla fine. Quant'è l'opera? 100.000. Quanto mettiamo di sicurezza? 5. Allora facciamo 95 più 5. Ecco, queste sono tematiche che succedono tutti i giorni e non vanno bene, perché poi quando c'è il disastro, più o meno grave, normalmente sulla stampa e sui giornali finisce sempre l'impresa e l'imprenditore. E invece, non dico per carità di Dio che sia la parte debole, ma non è sicuramente non è sicuramente l'unica parte che non ha fatto il suo, ecco, mettiamola un po' così. C'è anche qualcun altro che dovrebbe intervenire e io infatti sollecito gli organi di sicurezza di verificare quando succedono le cose, non limitarsi all'accaduto. Altra cosa, e veramente mi avvio alla conclusione, le sanzioni, gli oneri rispettivi, c'era l'altra volta anche i vigili del fuoco, intervengono a fatto già accaduto e quindi non risolvono niente perché quel danno è avvenuto. Ci sarà un risarcimento economico, ci sarà qualcuno che dovrà pagare, però chi ha subito ha subito. E per quello che è fondamentale arrivare a un livello di progettazione, quello lo dico perché oltre a chi magari già esercita c'è chi eserciterà. È vero che il mondo è difficile, come ha detto Enrico, ma non per voi. È difficile per noi perché facciamo fatica un po' a sopportarlo, perché eravamo abituati a lavorare in maniera diversa, a rapportarci in maniera diversa. Le tecnologie sono un po' difficili da digerire. Per voi no. Per voi non deve essere così. Le tecnologie sono uno strumento fondamentale. Vedevo il vicepresidente della Camera Roberto, settore in fermento, vedremo che succede nel 2025, sono d'accordo con lui, però stavo guardando i valori della produzione, sia riferiti su base 2015, sia riferiti su base 2021, la produzione dell'edilizia è sempre cresciuta, 22 e 23, il 24 non ho ancora il dato. Questo è merito della tecnologia e di una maggiore organizzazione delle imprese. E chiudo, visto che mi sono venute in mente le imprese, impresa piccola, impresa grande. Il problema è l'impresa giusta. Cioè, il problema è quell'impresa che ha l'adeguato assetto, come dice anche la norma, se fa 20.000 euro di fatturato l'anno, la persona individuale, se a mercato ci sta, se ne fa 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, il suo assetto non basta più. Cioè, e l'assetto deve essere una parte importante dell'impresa, cioè deve sapere valutare i propri costi, deve sapere alla fine fare dei consuntivi, valutare dove sta perdendo, dove sta guadagnando e soprattutto deve saper fare sicurezza, perché ritorno al punto di partenza, se non è adeguatamente strutturata l'impresa farà fatica a fare sicurezza e ne pagherà purtroppo a caro prezzo le conseguenze. Grazie. Grazie Siro. La parola al presidente di Confartigianato Restauro, Paolo Gasparoli. Ecco, quando Francesco Trovò mi ha invitato a questo convegno mi sono chiesto che cosa posso dire e allora ho pensato che posso dire quello che so, e anche se appunto su Venezia qualche cosa abbiamo fatto, nel senso qui vedete 2 volumi che sono stati pubblicati proprio insieme a Francesco Trovò su questa esperienza molto fantastica insomma che abbiamo fatto tra il 2012 e il 2019 circa, in 2 o 3 momenti differenti, che era appunto il tema sull'analisi dell'usura fisica e percettiva del sistema urbano legata al turismo. Quindi abbiamo avuto un incarico come Politecnico di Milano dal Comune di Venezia nel 2012 con la supervisione della sovrintendenza prima di Renata Codello e poi di Emanuela Carpani, sempre con Francesco Trovò che ha collaborato direi continuativamente a queste ricerche. Quindi è stato pubblicato il primo volume nel 2014 che appunto l'abbiamo intitolato Venezia Fragile e successivo nel 2020 un secondo volume intitolato Venezia Resiliente.
Questo è quello che vedete è un diagramma che è contenuto nel volume, ma sul quale ci abbiamo lavorato tanto. Questa che abbiamo chiamata l'ameba, no? Che sembra un'ameba, però vedete che gli interventi di manutenzione sono centrali. Allora il tema che volevo appunto sviluppare, insieme a magari qualche altra considerazione sul tema che insomma mi compete istituzionalmente, quello del ruolo del restauratore in queste vicende, ecco, il tema della manutenzione è un tema assolutamente centrale, perché fare manutenzione significa prevenire e tenere sotto controllo i fenomeni di usura fisica, in questo caso. Sugli edifici abbiamo fatto molti ragionamenti su questi, sui masegni, sulle rive dei canali, no? Dovute anche allo sciarbodio dei vaporetti. È chiaro che il tema dell'usura comporta, diciamo, il degrado, no? Ma sapete che nell'ambito del restauro il degrado va visto con un occhio molto particolare, no? Perché il degrado non vuol dire sempre qualche cosa di negativo, perché il degrado, o comunque l'invecchiamento, diciamo, definisce un po' la scena urbana anche, definisce i segni del passaggio del tempo e ha questo aspetto, diciamo, che può essere dibattuto ma che comunque ha una sua rilevanza, che è quello del pittoresco, cioè il bello del rudere, il bello della lacuna, il bello dell'edificio, insomma, ecco. Allora, questo significa che l'intervento sul costruito storico è un intervento molto delicato, perché deve saper tenere insieme queste cose. Ed il tema della manutenzione preventiva e costante dipende naturalmente dalla conoscenza degli agenti climatici e antropici, che certo in alcuni casi, come a Venezia, sono incentivati, accentuati dal tema dall'overtourism, insomma. Ma l'importante è che si faccia un'attività di cura costante attraverso programmi e con interventi a basso contenuto tecnologico. Allora, l'altro argomento che volevo, come dire, sottolineare è questo, che sta storia della manutenzione, che continuiamo a dire da oltre 170 anni, che la manutenzione va preferita rispetto al degrado, rispetto al restauro, perché il restauro è sempre un intervento a guasto. Ecco, devo dire che lo sappiamo fare, la manutenzione, non è che non la sappiamo fare, dobbiamo metterci finalmente a farla. E qui vedete, ho messo due testi che sono appunto di Francesco, ma perché sono quelli che ho conosciuto, che ho letto, ma a Venezia c'è una ricca produzione, no? Quindi voglio dire che dal punto di vista scientifico e dal punto di vista tecnico sappiamo esattamente come fare. Lì ho messo anche un volume che avevo fatto io negli anni passati proprio sul tema della manutenzione programmata sui beni culturali edificati. Perché? Perché, diciamo, è stata prodotta in questi casi una documentazione tecnica e scientifica che dimostra il fatto che siamo perfettamente coscienti, cioè conosciamo i fenomeni, conosciamo i materiali storici e conosciamo le dinamiche e le azioni degli agenti di degrado. E contemporaneamente abbiamo sviluppato in questi anni delle esperienze, direi, molto significative, anche se in molti casi di carattere sperimentale, che hanno consentito di strutturare le attività manutentive con procedure, modulistica e istruzioni operative. Quindi il sistema è stato codificato. Ecco. Quello che appunto mi viene da dire è che siccome lo sappiamo fare, facciamolo, no? E come si fa? Attraverso i piani di manutenzione. A questo punto introducevo il tema del restauratore, cioè il restauratore collabora al piano di manutenzione, deve collaborare al piano di manutenzione. Lui esegue le opere di restauro, ma ha tutte le competenze per sviluppare i piani di manutenzione insieme agli architetti, e da questo punto di vista mi pare importante sottolineare che serva un rapporto strategico anche con l'artigianato edile, perché fare manutenzione significa appunto tenere in buono stato l'involucro, soprattutto tetti e canali di gronda, in primis.
E queste cose qui sono cose che sanno fare bene gli operatori dell'edilizia, no? I restauratori di solito non fanno materialmente queste cose qui, si dedicano a superfici storicizzate, agli elementi decorativi. Però è importante, adesso vado molto per sintesi, insomma, perché il tempo è quello che è, ma è molto importante che restauratori e imprese edili lavorino insieme, soprattutto nell'ambito della manutenzione, con l'obiettivo anche di preservare i saperi locali. Voi sapete che noi stiamo man mano perdendo i saperi locali, perché fare i tetti a Venezia è diverso che farli in Sicilia o in Valle d'Aosta. Ecco. Allora è molto importante che l'attività di manutentiva strutturata e programmata parta in maniera estesa, e questo consentirà appunto di garantire la sopravvivenza anche delle piccole imprese edili che mantengono ancora appunto i saperi locali che, dicevo, si stanno perdendo. A questo proposito qualche ragionamento sul tema dell'intervento delle superfici storicizzate e del ruolo dei restauratori. Allora, volevo lanciarvi un messaggio, che il settore è un settore in difficoltà. È un settore in difficoltà. Questi sono dati di Confartigianato Veneto, tra l'altro, che mi sono arrivati un po' di anni fa, non sono recentissimi, però intanto posso dire che dall'elenco ministeriale dei restauratori, quelli ex articolo 182, cioè quelli che sono diventati restauratori ope legis, diciamo così, per presenza sul campo in tanti anni documentando interventi positivi di restauro, sono 5.533, mentre i restauratori ex articolo 29, cioè quelli che escono dalle scuole di alta formazione, sono 1.148. Questo sono dati del 2021, non sono più aggiornati. Allora, quello che possiamo vedere con queste immagini è che c'è un forte cambio generazionale in atto, cioè il 50% dei restauratori ex articolo 182 che sono iscritti all'elenco ministeriale hanno tra i 55 e i 65 anni, quindi stanno uscendo. Ma ne stanno uscendo molto pochi, ne stanno entrando molto pochi, che sono quelli appunto diplomati dalle scuole di alta formazione. Ne stanno molto pochi rispetto al fabbisogno, ecco. Quindi non c'è sufficiente ricambio. Inoltre, dati di Confartigianato, il 34% dei restauratori con il Covid ha cessato l'attività. Quindi è un tema questo del quale bisogna, come dire, rendersi conto, e noi stiamo facendo a livello nazionale tutta una serie di azioni col governo, col Ministero, per fare in modo che queste nuove, diciamo, i nuovi bandi che sono stati emanati, diciamo, per consentire ai tecnici del restauro di diventare restauratori, vengano finalmente attivati per ringiovanire un po' il settore. Vedete, faccio un intervento un po' disorganico, ma mi serviva a dare un po' un quadro generale anche su quello che stiamo facendo a livello di Confartigianato nazionale. Allora, sempre nell'ambito della manutenzione abbiamo già da 3 anni a questa parte chiesto, ancora con insuccessi, perché il Ministero dei Beni Culturali, come voi sapete, è continuamente in evoluzione. Ministri cambiano, vanno e vengono con una certa frequenza. Abbiamo chiesto un tavolo interministeriale proprio sul tema della manutenzione, perché chiediamo che alcune cose sintetiche, che l'IVA ci sia un'IVA agevolata. Cioè, voi sapete che la nuova Costituzione va al 4%, il restauro al 10%, la manutenzione ordinaria, diciamo così, al 22%. Per cui cosa succede? Che chi deve fare un intervento di restauro, che fa un intervento di manutenzione su una copertura, lo fa passare come intervento di restauro per avere il 10%. Ma questo è concettualmente sbagliato. In più, ripeto, la manutenzione deve essere agevolata, quindi deve essere portata, secondo noi, a dei valori molto bassi, anche per risolvere alcune storture che stanno nella legislazione, no? Cioè, se voi restaurate una chiesa
I dipinti interni di una chiesa li fatturate al 10%, il quadro che è contenuto nella chiesa viene fatturato al 22%. Quindi è un sistema diciamo che ha bisogno proprio a livello del ministeriale di essere ripreso in mano con serietà. Quindi il tema dell'IVA, il tema delle premialità e delle defiscalizzazioni e, non ultimo, questo benedetto piano di manutenzione che voi sapete si fa dal 1994 con la legge Merloni. La legge Merloni, vi ricordate, nel 1994 dice che il piano di manutenzione è obbligatorio, è un documento obbligatorio del progetto esecutivo. Io non ho visto ancora un piano di manutenzione attuato, cioè ormai ci sono i software, no, che sparano fuori i piani di manutenzione di 300-400 pagine totalmente inutili, e anche per questo non vengono attuati. Poi un'altra cosa che mi pareva importante comunicare anche ai colleghi qui di Confartigianato Veneto, stiamo attivando appunto un'ulteriore analisi del mercato del restauro, quindi una ricerca che abbiamo affidato alla LIUC, alla Libera Università Carlo Cattaneo, è organizzato su 3 temi: il tema dell'analisi del mercato del restauro in Italia, valutazione dell'andamento dei volumi e valori delle commesse di restauro; il secondo tema, analisi della struttura di settore, demografia di impresa, performance economiche e quadro occupazionale del comparto di restauro; e infine il terzo tema, scenari futuri, traiettorie di sviluppo, opportunità, dimensioni dell'intervento per indirizzare le dinamiche evolutive del settore. Ecco, poi un'altra cosa che mi pareva importante dirvi in relazione al tema del restauro e del restauratore: abbiamo il 23 di ottobre dell'anno scorso al Ministero, nella sala Spadolini del Ministero dei Beni Culturali, abbiamo organizzato questo convegno che è intitolato appunto Progettare i restauri, il ruolo del restauratore dei beni culturali. Perché? Perché sapete che il restauratore è titolato a fare il progetto di restauro per quanto di competenza. Ora, questa cosa qui ha suscitato un po' di polemiche, no? Sia nell'ambito degli architetti che nell'ambito dei restauratori che escono dalle scuole di alta formazione. Allora, il codice dice che il restauratore di beni culturali è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette a limitare i processi di degrado. E cioè cosa fa? Analizza e interpreta i dati relativi ai materiali costitutivi, progetta e dirige per parti competenze e interventi, esegue direttamente trattamenti, dirige e coordina altri operatori che svolgono attività complementari, svolge attività di ricerca e sperimentazione didattica nel campo della conservazione, e poi compila la famosa scheda, la scheda prescritta del decreto ministeriale 154 del 2017. Quindi sotto questo aspetto appunto collabora anche ai piani di manutenzione. Ora io non ho tempo, anzi sono arrivato al limite, non ho tempo per affrontare questo tema qui del rapporto tra restauratore e architetto, però è un tema che stiamo sviluppando anche attraverso una pubblicazione, stiamo raccogliendo un po' di contributi da questo punto di vista. Ultimo segnale e chiudo, ma questo anche per invitarvi, il 26 di maggio di quest'anno abbiamo organizzato a Milano questo convegno Algoritmi e patrimonio, il restauro nell'era del digitale. È già stata evocata questa questione, e questo perché? Perché già nel 2022 avevamo fatto un primo convegno che era intitolato Il restauro guarda al futuro. Quest'anno, dopo 3 anni di distanza, dopo il Covid, ci stiamo chiedendo cosa è cambiato in questi 3 anni. Allora, perché? Perché non si può negare che le tecnologie digitali possono essere efficaci strumenti di supporto per la conservazione del valore e per la valorizzazione attraverso la sedimentazione e la promozione delle conoscenze, la comunicazione, i processi di controllo e monitoraggio, ma anche processi di gestione del cantiere. Dal punto di vista del monitoraggio, vedo di chiudere rapidamente,
abbiamo attivato delle esperienze molto interessanti di sensorizzazione degli edifici, appunto con dei sensori che mandano attraverso piattaforme degli alert quando avvengono dei fenomeni imprevisti. Ma queste piattaforme e questi sensori sono strutturati in maniera tale di essere, è quello che si chiama machine learning, cioè sono capaci di imparare, quindi sanno distinguere l'evento imprevisto, la foglia che cade sul tetto, dal danno. Ecco. Allora, dicevo per concludere che oggi si riflette sui contenuti della quinta rivoluzione industriale, che va appunto sotto il nome di Industria 5.0, che a differenza della quarta, che era concentrata sulla digitalizzazione e sull'interconnessione, pone l'accento sulla valorizzazione dell'abilità umana, della creatività, dell'ingegnosità, con processi tecnologici non solo efficienti, ma anche ergonomici, etici e capaci di migliorare la qualità della vita delle persone. Ecco, guardiamo queste cose con grande interesse e dal mio punto di vista senza troppe fascinazioni, perché bisogna stare attenti a non confondere il fine con il mezzo. Dopodiché vi ringrazio per l'attenzione e per qualche domanda sono a disposizione. Grazie. Grazie al professor Gasparoli. Inizia la seconda fase della serata, quindi la seconda sezione con la tavola rotonda. Adesso con un colpo di mano sistemiamo le sedie attorno al tavolo e invito al tavolo tutti i partecipanti della tavola rotonda: Fabrizio Magani, soprintendente SABAP per il Comune di Venezia e Laguna, Roberto Beraldo, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, l'architetto Piercarlo Romagnoni, direttore del Dipartimento di Cultura del progetto UAV, Matteo Masata, direttore di Confartigianato Imprese Venezia, Francesco Busato, il presidente del settore edilizia di Confartigianato Venezia, Giovanni Salmistrari, presidente di ANCE Venezia, e Massimiliano De Martin, assessore all'urbanistica, edilizia privata e ambiente del Comune di Venezia. Moderatore è il dottor Michele Fullin, giornalista storico del Gazzettino di Venezia. Eccolo qua. Sì, scusate, certamente sì. Una domanda rivolta al professor Gasparoli? Prego. Io mi scuso, mi scuso neanche tanto, nel senso che, ecco, sono frasi... Non sono architetto in questo senso, non c'entro niente con la vostra professione, eccetera, però sono un testimone. Allora, io abito in un palazzo, un edificio che ha un dipinto, un affresco, c'è qui qualcuno che mi conosce, e 35 anni fa sono andata in sovrintendenza con la foto, ho detto guardi, ho questa cosa così, datemi, me la dia che noi vogliamo vincolare tutto il ghetto, perché questo è nel ghetto di Venezia. Vabbè, gliel'ho data e è morta là. Passano gli anni, non succede niente, ritorno e non succede, e di nuovo sì, ritorno e non succede niente, ritorno ancora dopo un po' di anni, sono passati 35, per cui più o meno insomma, e addirittura vengono poi a vedere, a controllare il palazzo, e cioè, sì, qui porteremo i turisti, già mi sono sentita morire, perché ho detto no, non era questo il mio obiettivo, ovviamente. Allora, e questa è un'esperienza terribile, perché dico, ma porca vacca, scusate il termine, ma possibile mai che in 35 anni ogni volta che vado mi dicono adesso facciamo, e non hanno fatto assolutamente nulla. Poi mi costruiscono un'altana che mi copre, toglie il cielo, e di fronte alla mia casa, al mio appartamento, divento matta anche lì, vado, denuncio, eccetera, così vado in sovrintendenza per avere una risposta sulla mia segnalazione,
l'ho fatta anche col comune, dove dovevo pagare 60 euro per vedere le carte. Arrivo alla domanda, la domanda è questa, ma la sovrintendenza, finisco però, prima di fare la domanda devo anche finire, e finisco perché poi mi hanno detto l'architetto della sovrintendenza che hanno dovuto fare per silenzio assenso, hanno dato il permesso per la costruzione della Tana perché non hanno tempo di badare ai cittadini, agli utenti della città, perché devono badare ai palazzi che vengono svuotati dal sindaco. Scusate, a me sta roba proprio mi pesa da matti. Io mi ritrovo con sta Tana che la odio ogni volta che la vedo, che mi viene. Allora io mi domando, io chiedo al sovrintendente nuovo che è venuto, eccetera. Io chiedevo anche, è mai possibile che avvenga questo? È mai possibile che i cittadini debbano subire un comportamento di questo genere? Basta. Grazie. Sovrintendente, se vuole rispondere adesso, dopo. Benissimo. Allora, Michele, a te la palla. E grazie per le corse, perché sappiamo da dove arrivi. Lo prendo da qua, allora, grazie. Buonasera a tutti. Vi prego di scusarmi perché non sono abituato a parlare in pubblico, quindi io mestiere è scrivere, non parlare, quindi spero che mi perdonerete se ogni tanto inciamperò. E volevo subito passare al sodo, visto che abbiamo un po' sforato con la tabella del tempo. E prima di tutto, osservazione preliminare, chiederei a ogni relatore di rispettare i 5 minuti di intervento, in modo che riusciamo a parlare tutti senza dover correre in avanti. Allora, quello che volevo dire, insomma, tutto questo interessante ciclo di conferenze ha mostrato l'esistenza non solo di come è stata costruita Venezia e come viene restaurata, ma anche l'esistenza di competenze particolari, il saper fare, cioè gli operai, le maestranze, cioè il sapere, che sono i professionisti, le istituzioni, le università, i docenti, gli ordini professionali, e il saper fare, che sono le maestranze e così. E abbiamo assistito, è venuto fuori anche durante queste giornate, a una progressiva diminuzione sia delle risorse pubbliche che vengono dedicate al restauro a Venezia, sia del progressivo abbandono del mestiere del muratore, diciamo, specializzato, restauratore, eccetera. E questo abbiamo visto che ha delle conseguenze abbastanza importanti per quanto riguarda il futuro di questa città, perché venendo a mancare da una parte le risorse e dall'altra le maestranze, già adesso si trova difficoltà. Voi che siete del mestiere avrete notato, come l'ho notato io per cose molto più piccole, la difficoltà nel trovare un'impresa che ti lavori in tempi decenti. C'è sempre una lista d'attesa che tende ad allungarsi sempre di più. Allora, quello che volevo chiedere, il primo giro di domande per il quale chiederei ai relatori di rispettare proprio l'ordine, quindi cominciamo dal sovrintendente. Allora, alla luce di questa progressiva uscita delle maestranze qualificate e quindi con rischio che si presentino operatori sempre meno qualificati per il restauro di questa città, quali possono essere le conseguenze di tutto questo negli anni futuri? Grazie. Grazie a lei. Dunque, è una cosa, effettivamente me lo sono domandato quando sono arrivato qui a Venezia esattamente 2 anni fa, perché ci si guarda intorno evidentemente e si scoprono poi dei problemi che sono legati proprio al lavoro quotidiano, dalla grande basilica di San Marco, dove operano ormai pochissimi mosaicisti, e domandavo effettivamente proprio lì quale fosse l'orizzonte per il futuro, no? Visto che si tratta di una storica, secolare professione, no? E poi c'è il tessuto urbano, quello che chiamiamo tessuto
storico, no? Che la professoressa Manzella ha voluto effettivamente sottolineare. Io sono molto d'accordo col suo intervento, che rivedo, poi risento dopo la sua prolusione del 2023, che ricordo molto bene. E il tema e vorrei anche rispondere alla signora, se mi posso permettere, no? Idealmente. Il tema è veramente, veramente problematico, è un problema di scala, nel senso che devo dire che tutti noi in soprintendenza siamo stati abituati ed educati a lavorare sul dettaglio, no? È un tema di formazione e vengo anche al rapporto con le professioni. È un tema di formazione che avrebbe bisogno, se opportunamente sostenuto, cioè se esiste un approccio collettivo al tema. Questo vuol dire che vari enti, varie istituzioni, varie intelligenze, mi permetto di dire, visto che l'ha detto Ratti l'altro giorno, no? Presentando il suo programma in biennale, intelligenze naturale, collettiva, artificiale e collettiva, no? Cioè, se questa città produce ancora delle intelligenze e dei talenti, bisogna davvero mettersi insieme per capire qual è il destino per i nuovi cittadini, mi auguro, di questa città. Anch'io penso, visto che non sono veneziano, che questa città meriti effettivamente un'apertura molto ampia al tema della cittadinanza. E il futuro della professione si lega drammaticamente a questo, cioè, dico cose banali che tutti voi conoscete da veneziani. Se non c'è un lavoro e non c'è una casa, difficilmente si riesce a immaginare che possa cambiare, no? L'orizzonte di questa città, e quindi il tema è immenso. Devo dire che il rettore proprio dello IUAV, ne parlavo forse con Samistrari prima all'inizio, e ha presentato proprio al prefetto in una bellissima riunione, promettente riunione, un grande piano di recupero del tessuto edilizio della città, un programma trentennale che mette in gioco finanziamenti, ma anche lavoro, no? Nel tentativo di dimostrare che persino a Venezia si può recuperare il mattone a dei prezzi decenti, no? Anche quello è un tema interessante, no? Molto interessante, che andrebbe sondato molto, molto bene. E devo dire che naturalmente a chi era rivolta questa idea che il nostro prefetto ha sostenuto? Era rivolto agli enti proprietari di edifici, nell'ottica di dire: proviamo a mettere insieme quel patrimonio, proviamo ad avere un approccio creativo, no? al tema dell'abitazione, e vediamo effettivamente quali sono i costi su un tempo sufficientemente lungo. Questo è un progetto. Devo dire che ho osservato una certa indifferenza, no? Non c'è stata, non c'è stato calore rispetto molti enti erano presenti, ma mi pare che non ci sia ancora un momento di sintesi su questi temi. E poi volevo dire un'altra cosa. Penso che sia chiaro a tutti, insomma, il tema esiste, il problema può diventare anche drammatico in questa città, quando si arriverà al momento in cui non si troveranno più gli operatori capaci di far bene le cose, farle bene. Devo dire, è stata ricordata la procedura complessa del riconoscimento dei restauratori di beni culturali. Io devo dire, ma lo dico a titolo personale, mi sono sempre trovato in totale disaccordo con quella procedura, che ha prodotto sicuramente una compagine di operatori preparati dal punto di vista teorico, peraltro incasellati in un approccio al restauro molto settoriale, no? Il restauratore di metalli, il restauratore di tele e tavole, il restauratore di affreschi, il restauratore della pietra. Io credo che questa cosa non abbia creato del bene innanzitutto alla professione del restauratore, perché ragionare in piccolo sicuramente aumenta,
potenzialmente le capacità individuali, ma non risponde adeguatamente al mondo del lavoro. E poi io penso che il mondo dell'artigianato era un tema di cui si discuteva, ancora si discute, insomma, doveva partecipare di più a quel processo, cioè tradotto, per me è importante che ci siano anche dei buoni artigiani che abbiano diritto a restaurare anche i beni culturali. Io parlo naturalmente del mestiere mio, quindi di quel settore che chiamiamo patrimonio di interesse culturale. Quindi sicuramente da questa città, come si è detto tante volte, può partire un grande orizzonte, perché la città è rappresentativa, perché la città sembra racchiudere tutto il possibile, no? Nel campo del recupero del tessuto edilizio storico e anche del patrimonio culturale. Resta da capire se effettivamente queste intelligenze siano dotate di un principio di collettività che dia effettivamente i suoi frutti. E poi un'ultimissima cosa, poi magari Vladimiro Dorigo, 1990. L'anno scorso abbiamo fatto 2 giorni dedicati, insomma eravamo insieme anche ad alcuni, dedicati alla Carta del Restauro del 64, che per me, ve lo devo confessare adesso che sta per passare un annetto, non era esattamente l'occasione per ascoltare delle eccellenti relazioni, assolutamente 2 giorni di grande interesse, però volevo capire effettivamente che cosa si diceva, no, tra addetti ai lavori e quali potevano essere le prospettive nel campo anche teorico del restauro. Trovavo interessante il contributo su Vladimiro Dorigo, perché dopo il 64, 7 anni dopo precisamente, sono usciti gli atti di quel convegno, un librone di 700 pagine che si chiamava Il monumento per l'uomo, no? E c'è un intervento di uno storico dell'arte che è Pietro Zampetti, diventato poi famoso per altri motivi, insomma, almeno tra gli addetti ai lavori, che fa una ricognizione sullo stato di Venezia, 64, città impoverita, case cadenti, disastri anche dal punto di vista proprio antropologico, la città che ha fatto quindi passi avanti. Però devo dire, adesso non ve li sto a dire tutti, lui parlava di 3 o 4 cose: recupero del patrimonio edilizio storico su scala urbana, cittadina, rapporti con l'entroterra veneziano, strade, c'era il famoso, vi ricordate, ogni tanto salta fuori il famoso raccordo anulare di Venezia, no? che si è immaginato. Bene, insomma, io devo dire che 2024 stiamo ancora lì, cioè i temi sono quelli fondamentalmente, no? Con una declinazione sicuramente moderna, contemporanea, con il mondo scientifico che ha dato contributi importantissimi. Sempre Ratti l'altro giorno, altro che digitale, parlava di robotica, no? In Biennale Architettura ci saranno dei progetti in cui il fattore umano sarà sostituito da quello che chiamiamo robotica, quindi anche lì bisogna, insomma, capirci. Ecco. Scusate se mi sono dilungato. Sì, grazie, abbiamo sforato un attimo, grazie però per la sua bella... No, ma ha detto cose molto interessanti. Passerei subito la parola al Presidente dell'Ordine degli Architetti e Paesaggisti. Prego. Buonasera a tutti e tutte. Io vorrei sottolineare invece alcune espressioni che sono emerse fino ad ora. Abbiamo parlato di competenze e saper fare, che sono dei temi trasversali a tutti gli operatori della filiera del restauro, a partire dalla committenza che è in cima alla piramide, che sia pubblica o sia privata, che deve formulare e deve essere in grado di formulare le giuste domande di progetto, dovendo anche saperne definire i limiti tecnici e anche il valore economico reale dell'istanza del progetto. Poi ci sono i professionisti, ovviamente, che devono conoscere perfettamente
lo specifico del saper fare, e infine gli operatori dell'esecuzione che devono conoscere la regola dell'arte del saper fare, la regola dell'arte che ormai è veramente dimenticata da parte di moltissimi operatori del cantiere, una regola dell'arte invece che era implicita nel fare delle maestranze di alcuni decenni passati, e tutte queste figure devono essere connesse tra loro e in grado di saper fare. Devono avere un flusso continuo di conoscenza affinché il progetto e l'esecuzione possa essere arricchito dalle competenze di tutti. Il progettista, se ne è parlato in qualche momento prima, deve conoscere la tecnica. Il progettista deve aver seguito un percorso formativo, professionalizzante, anche all'interno del proprio percorso universitario, che non è immaginabile che si possa costituire questo patrimonio, diciamo, professionalizzante sul campo a spese del progetto. Deve essere una formazione che avviene nel momento in cui noi studiamo, in cui noi apprendiamo le tecniche e la storia del costruito. Ma questo tipo di competenza è anche necessaria per rendere la capacità del professionista attiva rispetto al dialogo con le maestranze. Molto spesso i professionisti non sono in grado di parlare la lingua delle maestranze, e qui torna ovviamente il saper fare da parte di professionisti e operatori del progetto, dell'esecuzione, scusate. Io aggiungo anche un'altra cosa che invece in questo momento è molto perduta. È necessario avere la capacità di visione complessiva da parte di tutti gli operatori del progetto e del fare, che i picchi di specialismo, prima se ne è anche fatto accenno, rischiano di sbiadire. Il progettista oggi è in grado di essere specializzato in 1000 dettagli, si parlava dei restauratori, ma anche i professionisti sono in grado di occuparsi di efficientamento energetico magari, ma non sono in grado di avere un obiettivo esteso e complesso del progetto. E un'altra cosa alla quale ormai siamo assolutamente abituati, e questo appartiene alla formazione di ogni genere e livello, è necessario che ci venga insegnata l'arte di apprendere, che è un'arte altrettanto dimenticata, che è un'arte che prevede disciplina, precisione, forza di volontà, responsabilità e anche la giusta pazienza di attendere che l'apprendimento giunga a maturazione. Una volta esisteva il periodo che tutti, ma anche gli architetti, ma anche i lavoratori, facevano a bottega, che oggi è assolutamente scomparso. Un qualificatissimo restauratore che ho incontrato qualche settimana fa dice anzi che la competenza richiede una conoscenza della materia che si acquisisce impiegando tempo, molto tempo. E noi oggi siamo abituati a un'informazione veloce, compulsiva, che prevede la produzione di risultati in tempi altrettanto veloci, per cui non abbiamo tempo di apprendere, non abbiamo tempo di far sedimentare il nostro apprendimento, e la valutazione è basata non tanto sulla qualità dell'apprendimento quanto sull'avvenuto adempimento di questo o di quell'altra procedura. Quindi abbiamo avuto e abbiamo un processo di impoverimento di tutti gli operatori in questo senso. Certamente non è solamente un fenomeno di Venezia, ovviamente è un fenomeno molto diffuso e globale, per cui la mia lettura potrebbe apparire semplicistica, ma il rischio che la cura del nostro patrimonio architettonico cittadino non possa continuare con le dovute competenze rappresenta, se si dovesse verificare l'opportunità, un'enorme perdita di valore documentale, di tecnica e tecnologia, di patrimonio identitario e di cultura locale, si diceva prima. Ecco, io mi auguro che a questo tavolo ci sono molte figure che appartengono al mondo della formazione, questa consapevolezza e questa inversione di direzione possano rappresentare il nostro futuro. Grazie architetto, è stato perfettamente nei tempi. E visto che parliamo di apprendimento, darei la parola al professor Romagnoni. Sì, grazie, buonasera. Non vorrei dire delle cose scontate,
ma parlare delle conseguenze dell'impoverimento io non ci voglio neanche pensare. Cioè, per me, premessa, io sono un ingegnere, quindi non so se avete presente nelle macchinette calcolatrici quando si esegue un calcolo sbagliato viene fuori fatal error. Ecco, questa è una di quelle situazioni in cui per me non c'è ritorno, cioè ci si blocca. Ed è per questo che prima ringrazio anche il dottor Magani per l'apprezzamento delle idee del Rettore che attualmente si sta muovendo in maniera molto, se volete, anche importante nella ricerca di essere propositivo, ma soprattutto di tessere, un elemento che è venuto fuori dai diversi interventi, di tessere i contatti tra i diversi enti per cercare di sperimentare negli effetti poi un'azione di un progetto che sia sistematico. Oggi si dice olistico anche, no? Una parola che molti non si capisce bene da dove venga, si capisce il senso però, ecco, e il senso è di mettere a regime le diverse competenze e le diverse conoscenze. E qui entriamo in un altro tema che ci coinvolge direttamente come università. Anche qui noi stiamo provando, sperimentando l'esistenza di altri percorsi di studio, specialmente sulla parte del restauro, perché ovviamente come Università di Venezia non possiamo esentarci da questo, permettete, dovere etico, perché è lì il punto fondamentale. Noi dobbiamo essere a servizio anche del territorio, della città in particolare, e ovviamente laddove emergono queste esigenze dobbiamo cercare di metterle a sistema e cercare anche di modificare, cioè di far entrare quell'elemento di modernità o di tecnica, se volete, che è stato citato prima, per cercare di realizzare un processo che sia più efficace a livello di conservazione, a livello di utilizzo, a livello di appunto servizio anche per chi, come i nostri studenti, poi devono trovare una collocazione a livello del mondo del lavoro. Quindi faremo loro un torto enorme se ci adagiassimo su quelli che sono gli allori del vecchio Istituto Universitario di Architettura di Venezia, peraltro estremamente importanti, però dobbiamo sempre cercare, non dico la novità, ma cercare di considerare in maniera attenta quelle che sono anche le pulsioni che ci vengono dalla società civile, da un lato, quelle che ci vengono dalla tecnologia, cercando di metterle a sistema. C'è una cosa importante che io giudico la più importante, ed è il fattore che è stato ricordato prima, è il tempo. Tutti questi processi devono essere sedimentati. Anche la nostra intelligenza, nostra come persone, che non è artificiale, ha bisogno di riflessioni, ha bisogno di modifiche, ha bisogno di anche assimilare degli errori che sono inevitabili, okay? L'importante è non commetterli con dolo, ecco, però che insegnano. Voi sapete meglio di me quanti errori sono stati fatti nel passato nelle progettazioni e nel restauro della città, ma non solo qui, ovunque, ecco. E quindi anche questo va un po' recuperato nel senso di insegnare già ai nostri studenti, e spero che Maura e Francesco siano d'accordo, come sedimentare, digerire e appunto anche proporre le novità, perché molto spesso anche i nostri studenti sono in grado già di capire e di proporre delle situazioni di tipo innovativo, anzi magari maneggiano meglio di noi lo strumento digitale che per età saremmo più portati a lasciare ad altri. Ecco, quindi secondo me io concluderei con un discorso che deve essere soprattutto di impegno da parte dell'istituzione universitaria, e questa c'è appunto, di mettersi a servizio e di mettersi anche in perfetta sintonia e collaborazione con quelle che sono le altre istituzioni, se vogliamo veramente che questo processo diventi collettivo, come è stato prima giustamente citato, e che diventi in qualche modo anche più efficace. Grazie. Grazie professore, adesso entriamo un po' tra le imprese
che sono poi il destinatario finale, no, di questi, e nonché gli organizzatori poi di questo ciclo di convegni. Io darei la parola subito a Francesco Busato, che è il presidente della sezione edilizia della Confartigianato. Buonasera a tutti. Io farò una considerazione sulla nostra professione, nel senso che abbiamo la grossa difficoltà, e man mano che passano gli anni si acuisce, di reperire personale a cui diciamo, anche piaccia il nostro lavoro. E questo qua l'abbiamo avuto con la perdita diciamo della trasmissione del sapere ai nostri figli, perché sono stati attratti da altre cose e altre possibilità, è cambiata la società, quindi sicuramente il nostro è ancora un lavoro pesante e non è più attrattivo. E purtroppo questo qua si innesca il fatto che da qua a un'altra generazione ci sarà un vuoto, con la conseguenza che questo vuoto rischia di essere riempito da diciamo, operatori non qualificati, che comunque ovviamente vanno a riempire e quindi fare comunque delle lavorazioni, ma sicuramente con un approccio e anche delle capacità che non sono certo quelle che questa città richiede. E sinceramente non so come riuscire, noi come Confartigianato, anche in varie sedi, ci chiediamo cosa possiamo fare per rendere attrattivo la nostra professione, perché il nostro è un lavoro che dà anche soddisfazione, cioè noi lo facciamo con amore verso la città, soprattutto chi opera nel restauro o in una città unica come Venezia. Però effettivamente i restauratori forse hanno già qualche attrattivo in più, perché magari sono attrattivi per cose, perché anche con i colleghi diciamo, loro riescono ancora a trovare, però nel nostro invece settore questo qua è proprio difficile e purtroppo bisogna pensare, ecco, a livello anche di università, di riuscire a invogliare questi giovani verso, diciamo, perché sì, le progettazioni, le grandi diciamo, tematiche, però servono anche chi opera e che abbia, diciamo, perché mancano anche, oltre, diciamo, alle figure proprio di operativi in catena, ma anche le figure, diciamo, tra virgolette, che fanno un po' da cerniera tra l'operaio, diciamo, e il professionista con cui si può confrontare, perché effettivamente sono spariti tutti, il vecchio geometra di antica memoria non c'è più, tanto per capirsi, e quindi ci troviamo in questa situazione qua. Niente, io mi auguro che anche questi incontri che abbiamo fatto siano stati un po', soprattutto per i ragazzi dell'università, uno stimolo per venire, diciamo, anche in cantiere, per poter conoscere la realtà operativa, insomma, e magari trovarci in cantieri. Grazie. Grazie, mi pare che questo sia un allarme abbastanza importante. E adesso sentirei Ginessa Mistrari, che è rappresentante dei costruttori e quindi un po' di fratelli maggiori, no, della Confartigianato, dai quali chiederei anche se esistono dei dati, delle cifre o comunque a quanto si prevede possa durare una situazione del genere e per quanto tempo si possa far fronte.
Buonasera a tutti. Intanto grazie dell'invito e non voglio proprio ripetere quello che ha detto Francesco, perché in effetti la situazione è questa. Partirei da quello che diceva lei sui dati. Allora, i dati del professore nella sua relazione, che parlava circa del 43% di uscita, nei dati nostri della Cassa Edile siamo oltre il 55% delle persone andranno in pensione da qui a 10 anni. Gli operatori della Cassa Edile di Venezia andranno in pensione mediamente tutti quelli che sono iscritti, per cui una cifra che si aggira sui 12.000 addetti, da qui a 10 anni. Questa è una situazione che è data da un cambio, come diceva anche Francesco prima, di mentalità delle persone, un calo demografico di un certo tipo e pertanto bisogna impegnarsi a trovare una strada diversa. Strada diversa che mi permetto di dire e farvi i complimenti al Confartigianato, perché questi sono i modi per provare a cambiare la strada. Intanto dai tecnici, perché partendo dalle università e dalle scuole ho visto un nuovo interesse da parte degli studenti, sia di secondo livello che universitari, che per mia esperienza, ormai faccio il presidente da troppo tempo, non l'avevo più notata. Sono stato poco tempo fa a una cosa a teatro insieme a Sirio interessantissima, dove c'erano tantissimi ragazzi. Qui c'è l'università presente, per cui questo mi dà un po' più speranza. La difficoltà nella manodopera è indubbia. Come diceva Francesco, forse i restauratori c'è meno difficoltà a trovare operatori di restauro, perché viene visto il restauro come una specializzazione più alta ed evoluta. Il muratore, mi dispiace dirlo perché la mia è un'azienda di 120 anni, facciamo i muratori da sempre, dico io, e insomma è brutto da dire, il muratore è l'ultima ruota del carro, è considerato un lavoro brutto, sporco e cattivo, e per cui facciamo molta fatica ad avvicinare i giovani a un mondo che però, colpa nostra, dovremmo riuscire a appassionare, perché cosa c'è di più bello che mettere le mani appunto in un bene e vedere che viene trasformato e che poi dura nel tempo. Io credo che il nostro lavoro, con il contributo ovviamente dei professionisti e di tutte le figure che lavorano nell'edilizia, sia una cosa unica ed impagabile, perché nessuno incide nella città come incidiamo noi e che poi resta nel tempo, si vede nel tempo, per cui credo che abbiamo forse comunicato male il nostro mestiere. C'è una indubbia necessità di manodopera che verrà dai mondi lontani, dagli extracomunitari, non più nemmeno extracomunitari d'Europa, ma saranno extracomunitari, ormai si vedono ormai nei cantieri della zona del Maghreb, l'Egitto e quant'altro. Inizieranno a venire anche dal Bangladesh, per ora lavorano a Fincantieri, ma stanno iniziando anche a entrare nel mondo delle costruzioni, per cui parte il tema della formazione e dell'insegnare a queste persone, innanzitutto l'italiano per i motivi di sicurezza che diceva prima il presidente di Confartigianato, e poi anche delle nostre tecniche, perché la tragedia di perdere la professionalità si lega strettamente con due fattori: con costi più alti di esecuzione per ovvi motivi di tempo, perché il contratto si applica all'operatore, sia che sia bravo, sia che non sia bravo, sempre pagato bisogna pagarlo, e se ci impiega più tempo non c'è altro che costi più alti. Questo determina due fattori, a mio avviso: una perdita di conoscenza appunto del materiale, che fa sì che i lavori vengano fatti peggio se vengono fatti in maniera tradizionale, e se no la perdita totale della capacità di esecuzione delle opere. Tant'è che ormai ultimamente il cartongesso impera nei nostri cantieri. Ormai chi è che fa l'intonaco? Fai una controparete in cartongesso che viene più dritta, andiamo meglio, ci mettiamo dietro gli impianti e tutti viviamo più felici. Ma questa è una perdita di capacità, non è stato non voluto, è stato voluto perché non c'è stato più il tempo di insegnare. E torno a quello che diceva anche Beraldo: non c'è il tempo nei cantieri. Una volta i capi cantiere avevano il tempo di insegnare, oggi non c'è più il tempo, per motivi di costi e di tempi che vengono richiesti sempre più stretti da parte dei committenti. Cioè bisogna dirsi le cose come stanno, lo dicono all'architetto, che di conseguenza lo dice all'impresa. I tempi sono diventati quello che detta
la tempistica nel cantiere fa sì che si perda la qualità e la capacità di lavorare, non c'è niente da fare. Bisogna però cercare di invertire con queste riunioni, cioè con questi confronti tra varie figure che possono portare a un miglioramento culturale, io dico, di tutti, anche dei committenti, che devono capire che devono entrare in un'altra ottica. Grazie, il fatto che non ci sia più tempo per insegnare è molto inquietante, perché significa la sparizione di mestieri millenari. Parlando invece di committenti, cioè il comune è uno dei maggiori committenti in città e anche uno dei maggiori facilitatori, se vogliamo, di lavori. La parola all'assessore De Martin. Sì, grazie. Se mi tiene il tempo così non lo sforro nemmeno io. Non è facile parlare da amministratore, perché l'amministratore amministra tutti, non qualcuno. Ed è una cosa abbastanza complessa nel far capire spesso e volentieri, quando ci si trova in un contesto pubblico come questo, le reali dimensioni della città. A me dispiace che in un intervento così apparentemente tecnico ci siano pochi dati, ma ci siano più considerazioni, più percezioni, più pensieri personali. E invece, se vogliamo fare quel passo avanti, perché sarei anche un po' stanchino di sentire dire che tutto va male, anche dove ci sono grandi investimenti e grandi opere fatte, parlare e cominciare delle buone cose. Allora, questa è una città che oggi ha appaltato 1,5 miliardi di opere pubbliche, una città di 260.000 abitanti, non è Milano. È una città che oggi, in questo momento, ha cantieri aperti privati circa per 800 milioni di euro. È una città che incassa oneri, ma non questa amministrazione, da sempre l'amministrazione e il bilancio hanno gli oneri sulle costruzioni. E gli oneri incassati nel bilancio diventano spesa corrente o spesa per gli investimenti. Quindi è importante che l'edilizia sia presente, come a Venezia, in tutte le altre città, sia per l'aspetto manutentivo, perché dà la garanzia della continuità del ciclo di vita di quell'immobile, di quell'opera, che sia sempre funzionale, quindi una responsabilità di sostenibilità ora per allora, ma anche perché permette gli investimenti che non sono solo legati al cantiere, perché il cantiere realizza l'opera o il contenitore, ma il contenuto lo mette all'attività. Questa città è una città che non mancano gli strumenti urbanistici, da sempre li ha. E mi fa piacere, prima che anche il sovrintendente abbia ricordato un documento internazionale come la Carta del Restauro di Venezia che abbiamo celebrato a Palazzo Ducale lo scorso anno. Quelli sono i fondamenti condivisi con la collettività, non le affermazioni di un singolo. E se dal 64 a oggi, 61 anni che sono stati sottoscritti, ci poniamo ancora delle domande, vuol dire che dobbiamo accettare che certi teoremi non funzionano più. La testardaggine non può portare sempre a dire vedrai che ho ragione, e non succede mai. Se non succede, teorema sbagliato. Bisogna ammetterlo. Come teorema sbagliato che questa città vive di overtourism. Grande bugia. È una bugia dimostrata matematicamente con l'economia. PIL di 2.200 ettari di Porto Marghera generano 45 miliardi di fatturato. Il 15% di 45 miliardi lo genera il turismo nel centro storico. Il numero matematico non è superiore l'economia del turismo rispetto a quello industriale, ma non si vuole parlare di quello industriale perché è pericoloso. Perché? Perché non lo si conosce fondamentalmente. Ci sono 14.000 lavoratori, 1.500 aziende che lavorano tuttora, abbiamo fatto delle varianti urbanistiche importanti su quelle aree industriali per confermare la presenza, che è la presenza che vogliamo portare, il lavoro di prossimità a chi vuole risiedere. È vero che ci devono essere i cittadini perché ci sia una città, ma se i cittadini sono disoccupati, migrano, come i nostri figli. È il lavoro che deve essere portato nella città. Allora io penso che questa è una città fantastica, una città dove sono anche nato, ho abitato e ho fatto parte di quelle famiglie che nel 68 si è trasferita in terraferma e l'esodo era iniziato con un ordine politico nel 54. Quelle 40.000 persone che dovevano andare via dal 54 in terraferma sono diventate 200.000 e quei 100 e passamila residenti in città sono meno di 49.000. Sono scelte e volontà. Non sono improvvisazioni. Allora io penso che i dati nell'economia siano fondamentali. Il presidente Salmistrari ha un'impresa da 120 anni,
chiedetegli fino agli anni 80 qual è la dimensione dell'organico di un'impresa la più piccola quant'era. Era 60 persone. C'era un'impresa a Venezia di 240 dipendenti. Da chi portava la barca, chi faceva la carpenteria, il piastrellista, il muratore, il dipintore, il parchettista, li avevano tutti. C'era la dimensione dell'impresa, c'era il riferimento del cantiere. E il cantiere rispecchia le dinamiche economiche, quelle che pochi vogliono affrontare, perché forse anche a volte infastidiscono. Ma questa è una città, come ho detto prima, che amo, è piena di arti, di mestieri, di professioni, arti a tutti i livelli, ed è passata da una rendita di lavoro, di produzione, a una rendita di finanza. Quanto vale il mio appartamento e lo affitto? Quanto vale il mio negozio e lo affitto che va al quarto subaffitto? Quanto vale la licenza del mio carrettino in strada, del mio spazio del mio plateatico, e gli do un altro in subaffitto che lo dà al quarto subaffitto anche quello? Questa è l'economia che Venezia ha trasformato, e non l'hanno trasformata le persone da fuori città. E questa è la cosa più dura da riportare i nostri cittadini a lavorare. È una dinamica che sta correndo sulle altre città, c'è lo stesso problema a Barcellona, Rotterdam, Londra, New York, le grandi città dove lo stato patrimoniale ha acquisito valore, chi è proprietario in eredità, non va neanche in ammortamento, beneficia di quello che gli antenati hanno lasciato. Ecco, allora io penso che su queste dinamiche ho visto dei grafici e dei dati, un po' ribollivo perché non mi tornano, no? Sarebbe ora cominciare a renderli ancora più pubblici questi dati. Non è un problema di gente che scappa. Negli ultimi 7 anni abbiamo avuto quasi 9.000 decessi con 2.000 nascite. Abbiamo dei tassi di immigrazione e immigrazione che sono favorevoli in città. Dice proprio l'opposto di chi urla in modo sbagliato. E verrà il momento che tutte queste cose le sto raccogliendo, le sto preparando per far capire che questa è una città viva. Io vedo, e chiudo, che questa economia sì, c'è il rischio che qualcuno venga a beneficiare, ma qui è arrivato Philip Stark, qui è arrivato Bergruen, qui è arrivato le generali e le procuratie, che quando siamo arrivati la parte delle procuratie per accordo urbanistico erano previsto anche una struttura ricettiva in piazza San Marco e non hanno una stanza a ricettivo. Sono stati recuperati i giardini reali, con lo Stato la chiesa di San Gregorio vicino alla salute, tutte cose legate all'arte. Gotthard al Lido con 900 posti di lavoro e 600 residenti stabili in strutture che sono state progettate. Ma queste dinamiche le vediamo in città o no? Perché io penso che a bocce ferme l'amministrazione ha il dovere, perché qualcuno mi dice Massimiliano, dico guarda, tutto quello che io so non è mio, tutto quello che io so è patrimonio della collettività. Ed è giusto in questo caso che anche l'amministrazione esca a bocce ferme, in modo pacato, in modo serio, liberi da condizionamenti ideologici, perché di fronte a un numero 3x3 fa 9, qui come altrove dice una canzoncina, no, possiamo solo trovare il punto di incontro e non il punto dello scontro. Perfetto, grazie Assessore. Abbiamo capito che è una città che vuole continuare ad essere viva, ma è anche una città molto fragile, è una città che richiede una costante sorveglianza per evitare proprio che ci siano, grazie a dei lavori maldestri, dei danneggiamenti, dei lavori che dopo poco tempo si rivelino inadeguati. E quindi è una città anche dove anche l'amministrazione pubblica ha delle difficoltà ad avere il controllo di tutta la situazione, no? Pensiamo, qua avevo un dato, qui abbiamo 20.000 edifici cioè nel totale in città, e solo 4.000 sono sottoposti a vincolo monumentale, e sappiamo anche che a questi in particolare viene rivolta da una serie di attenzioni. E quindi non è possibile, pare che solo il pubblico possa avere in carico questa serie di controlli. Quindi da questo secondo giro di domande io chiederei che
per dare uno scossone a questo campo, adesso quali sono le proposte che potrebbero uscire da questo tavolo per togliere da questo cul-de-sac, diciamo, la situazione, carenza di manodopera specializzata, riportare in città i finanziamenti anche che richiedono, nonostante ne abbiamo avuti molti, come ha detto l'assessore, abbiamo 1,5 miliardi più 800 milioni di lavori. Comunque, ancora ricordo che l'amministrazione ha chiesto 150 milioni all'anno di rifinanziamento di legge speciale e ne sono arrivati solamente, ne arriveranno 5, credo. Se non cambiano le cose, insomma, stando alla finanziaria, sono questi cose. Quindi, quali sono le proposte che dovrebbero uscire da un tavolo multidisciplinare come questo? Ripasso la parola al dottor Magani per il suo intervento. Grazie. Sì, però io volevo ricollegarmi a quanto diceva il nostro assessore. Io non sono in grado di fare statistiche perché non ne sono capace, non rientra nemmeno nei miei obiettivi. Però io vedo, siccome questa città, come è noto a tutti, è totalmente vincolata da una delle dichiarazioni di interesse pubblico più grandi, cioè l'intera città e non solo, anche i territori limitrofi, no? E il cosiddetto ecosistema della laguna veneziana. 1985, 1 agosto, tra l'altro provvedimento firmato da Galasso. Mi pare di ricordare, si commentava proprio stamattina in ufficio, praticamente 2 settimane dopo il primo condono nel nostro paese, no? Da 47, 85. Che ho detto? 85. No, per dire che in questa città c'è un sistema di tutela di altissimo livello che proprio il Comune di Venezia, infatti, insomma, bisognerebbe ricordarle effettivamente più spesso queste cose. E vedo, visto che firmo tutti i provvedimenti, tutte le carte che sforniamo, che effettivamente è vivacissimo il mondo della manutenzione, del restauro, perché passa tutto in ufficio, no? Cioè il vincolo paesaggistico presuppone che il Comune ci mandi le istruttorie, i progetti per il nostro parere, che al momento, voi sapete, è un tema di grande attualità, è ancora vincolante. Probabilmente tra qualche settimana no. E quindi voglio dire, ripeto, non ho statistiche, ma se produciamo più di 20.000 protocolli e diciamo che l'85% di quei protocolli sono proprio legati ai procedimenti di natura paesaggistica, effettivamente mi viene da dire che in città c'è una vivace attività edilizia, perché voglio dire, dal balcone all'altana, che è stata citata prima dalla signora, no? Che peraltro non lo so, ecco, come sia potuto capitare, insomma, evidentemente era compatibile quell'altana, insomma, in genere diciamo di no, però ecco, quindi voglio dire, a me sembra sinceramente che la città abbia una notevolissima, visto che mi è capitato di seguire tutto il Veneto in vari anni, e di stare anche altrove, francamente non ho riscontri di una città come questa dal punto di vista dell'attività edilizia, proprio in virtù di questa particolarità che è il vincolo che insiste in uno dei perimetri più grandi, insomma. E diceva le risorse pubbliche, anche qua, parlo dal mio punto di vista, ma francamente io non ho mai, a parte il periodo mio, i 4 anni trascorsi all'Aquila terremotata, ma è un altro capitolo, e francamente è difficile per me non dire che persino la nostra soprintendenza, differentemente da quella di Padova, da quella di Verona, per dire le nostre 3, no, entità ministeriali, è difficile non notare che i nostri programmi legati al restauro sono generosamente approvati dal Ministero. Non saranno i bei tempi andati, ma questo vale per l'intera condizione del comparto pubblico, ma insomma noi abbiamo dei cantieri, insomma, devo dire da San Marco alle procuratorie,
che altro abbiamo? San Giorgio, i campanili, 4 campanili per la sismica, nel campo della sismica. Quindi io insomma capisco le difficoltà che vengono registrate magari involontariamente, psicologicamente, però insomma mi sembra francamente che in questa città da tanti punti di vista ci sia un'attività che è incomparabile rispetto ad altre realtà venete, quindi mi sentirei, talvolta dico addirittura troppo, cioè nel senso che c'è veramente un volume di gioco che poi chiaramente mette in gioco anche la capacità di saper gestire queste risorse, no? E noi ci proviamo. Mi dispiace per la signora che ha segnalato, come dire, mi pare un lieve ritardo, mi sembra di capire, insomma 35 anni è un tempo sufficientemente rappresentativo, insomma, però in genere facciamo prima, ecco, non so cosa possa essere successo. No, quindi mi sembra di poter dire, proprio per chiudere proprio brevemente, che in città c'è un'intensa attività su più fronti. Quello che probabilmente manca è quello che tentavo di dire prima, cioè una vera energia collettiva che metta in moto delle prospettive nuove, no? Che in effetti oggi capitano al Lido, ad esempio, no? È stato citato questo, io non ci credevo, però sembra andare, no? E quella mi pare una cosa per la città notevolissima, insomma, anche se anche lì ci sono dei detrattori, no? Che mi hanno fatto notare alcune cose. Quindi secondo me la prospettiva è interessante dal punto di vista del bilancio dei numeri, anche se non so fornirli in maniera attendibile, ma sicuramente nel grosso della mia prospettiva posso dire che insomma anche la nostra soprintendenza è parte attiva dei lavori di conservazione di questa città e comunque dal punto di vista amministrativo li sorveglia, produce abbondantemente, regolarmente i provvedimenti che servono a mettere in moto i lavori. Grazie. La parola all'ordine degli architetti. Bene, io volevo mettere un accento su il tema del progetto che in qualche modo è emerso. Noi viviamo in un paese nel quale culturalmente la qualità del progetto spesso non è tra gli obiettivi della pubblica amministrazione. Noi viviamo, c'è stata la legge Merloni del 94, se ben ricordo, e da lì in poi abbiamo assistito a dei meccanismi di gestione e di promozione del progetto basati molto spesso sulle valutazioni economiche relative al costo del progetto e non alla qualità del progetto. Il tema, come dicevo, in molti casi, anche come è emerso prima rispetto alla questione del piano di manutenzione, è l'adempimento delle procedure che portano all'approvazione di un progetto che deve costare poco, deve essere fatto in tempi brevissimi e si valuta molto spesso, nel caso delle opere pubbliche, in base al ribasso d'asta che viene praticato, senza ritenere che un progetto abbia anche un valore di patrimonio sociale che può compensare un costo maggiore del progetto. Ovviamente maggiore è il ribasso, minore è la qualità del progetto, seppur le responsabilità che ci vengono ascritte come professionisti siano sempre le medesime. E la legislazione uscita, diciamo promulgata nel marzo del 23, non è andata in direzione radicalmente diversa. Un nuovo codice contratti di 1 anno e mezzo fa non è andata in direzione diversa. Tutto questo rispetto alla qualità del progetto produce una serie di fatti legati alle difficoltà di esecuzione del progetto, per cui la sicurezza diventa un adempimento, la sicurezza non è una parte del progetto, le indagini sono un aspetto costoso del progetto che molto spesso non vengono messe nei quadri economici oppure vengono messi
questi oneri di ricerca, di conoscenza dei fabbricati vengono messi in campo in cifre assolutamente inadeguate. Certamente parliamo di progetti come quelli di cui parlava il sovrintendente, nei quali vengono messe in campo risorse ingenti, ma noi ci riferiamo a quei 16.000 immobili della città che invece non appartengono al patrimonio monumentale. Però volevo dire che questa cultura del progetto, della governance pubblica, si trasferisce, questa convinzione che il progetto abbia un valore relativo, che possa avere un valore relativo, si trasferisce alla committenza privata, alla quale è difficilissimo far comprendere il senso e il costo delle analisi, dei rilievi dei fabbricati, della conoscenza dei manufatti, della conoscenza della storia e anche il valore delle competenze del progettista, perché non tutti i progettisti hanno le medesime competenze. Ecco, il tema su cui la governance deve assolutamente concentrarsi e gli ordini professionali possono fare la loro parte è quello, assieme a tutte le altre componenti del processo, di promuovere il valore del progetto, il valore della competenza che poi si ribalta sul processo di costruzione. Tutto un corpus di indagine e di ricerca sui manufatti su cui noi agiamo riduce in modo immenso la quantità di imprevisti di cui parlava il Presidente di Confartigianato prima. Ecco, noi abbiamo questo serio problema nel nostro Paese, il progetto non è un valore determinante e l'architettura nel nostro Paese non è un valore sociale. È assolutamente necessario che questa tendenza si inverta. Magari questo non riguarda nel modo più stretto il restauro, però noi abbiamo in questo momento un disegno di legge al dibattito in Senato che promuove la valorizzazione della qualità dell'architettura come valore sociale. Non so che esito avrà questo percorso, perché chiaramente dovrà affrontare moltissime resistenze da parte di politici e altre competenze professionali, però io mi auguro che via via la tendenza possa cambiare e che in qualche modo il trinomio politica, progetto ed esecuzione possano riuscire a trovare una compiutezza che consenta, come dicevo prima, di avere una visione complessiva e ci porti anche a costruire competenze che possano essere trasmesse alle future generazioni. Grazie, permettetemi adesso un piccolo strappo alla nostra scaletta e darei direttamente la parola al padrone di casa, che è il segretario della Confartigianato di Venezia, Matteo Masata, al quale prima non avevo dato la parola perché aveva parlato il responsabile della sezione edilizia, ma lui ha anche delle idee che voleva proporre a questo tavolo. Prego. Assolutamente poche idee, nel senso che molto è già stato detto, un paio di spunti così di riflessioni. Noi abbiamo un osservatorio un po' privilegiato, diciamo, come Confartigianato Venezia, rappresentiamo 1 migliaio di aziende sulla Venezia storica, diciamo, non è commercio, non è il tessuto della Venezia che lavora, non è industria, cioè sono artigiani. Di questo un grande comparto fa l'edilizia, fanno gli impiantisti e quindi abbiamo, diciamo, un osservatorio abbastanza privilegiato sul come sta andando e rafforza un po' quello che diceva il Presidente dell'edilizia prima, cioè ovviamente uno dei primi problemi che ci sono in questa città e per noi soprattutto è recuperare le maestranze, l'abbiamo detto in tutti i modi. Non mi piace, e sono d'accordo con l'assessore, piangermi addosso o continuare a ripetere, perché ce lo ripeteremo fino all'infinito. Dovremmo iniziare forse a fare dei ragionamenti diversi, cambiare un attimino il paradigma, metterci in discussione, perché sì, le maestranze mancano, manca nei giovani e nei ragazzi la voglia di fare determinati tipi di lavoro, ma anche perché noi intendo, lo dico a me stesso, non siamo capaci di attrarli, no? Forse dovremmo fare anche dei ragionamenti sul nostro modo di comunicare determinati tipi di lavoro, su i futuri e il tipo di sbocchi che diamo a questi ragazzi, quindi dovremmo fare una seria riflessione
sulla scolarizzazione di questi. L'università doveva sapere, quando ho iniziato questo ciclo di 12 incontri, io ero entusiasta prima di tutto perché sapevo che sarebbe stato di un livello molto alto, ed ogni sera non ho potuto esserci a tutti, però a qualcuno, quando non potevo esserci, domandavo ad Enrico Vettore, mio collaboratore, e gli dicevo quanti ragazzi c'erano in sala, e lui mi diceva moltissimi. Ecco, questa cosa a me faceva fare un sospiro di sollievo ogni volta che finiva uno di questi 12 incontri, perché questa è la cosa più importante rispetto alle maestranze. Qua io potrei dire che il 90,3% delle aziende qui sta cercando qualcuno che lavori e non lo trova, articolo di questa mattina. Vi potrei dire che è spaventoso rapportarsi con i giovani e capire da loro che visione hanno del lavoro dell'artigiano, dell'edilizia, che non ha niente a che fare con quello che è il lavoro in realtà di queste, che fanno le aziende che ho l'onore di rappresentare. Quindi dovremmo un po' interrogarci e anche cambiare un po' il paradigma col quale ci rivolgiamo a loro, probabilmente. Questa è la prima riflessione. Poi mi ricollego un attimo a quello che diceva anche il sovrintendente. È vero, questa è una città effervescente da questo lato, cioè immagino che debba firmare parecchie cose, perché effettivamente si lavora molto. Il rischio che vedo però, e si ricollega a quello di prima, è quello di andare a riparare, no? dopo che succede il danno, cioè la banalizzazione dell'intervento edilizio, e mi spiego. Se non riusciamo a trasmettere questo sapere, la capacità di saper fare alle prossime generazioni, a chi dovrà esserci, questo è il problema fondamentale. Noi abbiamo dei maestri artigiani che cercano di insegnare restauro, che non è anche a livello universitario, ma è quello sul campo, sul cantiere, quello che si diceva prima, no? Un'esperienza di cantiere. Facciamo una fatica incredibile a far arrivare i ragazzi lì, ad attrarli. Dobbiamo prenderli a calci e farli entrare nelle aule per cercare di fargli capire, oppure di andare in cantiere e imparare da uno dei più grandi maestri che abbiamo, da un altro, che possono essere pavimenti alla veneziana, restauri di stucchi, cioè sto parlando di lavori meravigliosi, eppure non ci sono. Ecco, la perdita di questo passaggio di sapere porterà sicuramente alla banalizzazione del restauro, dell'intervento edile. È un po', forza un po', ma è un po' provocatorio, no? È un po' quello che è successo per il commercio, cioè adesso stiamo intervenendo perché abbiamo lasciato correre in questa città una certa banalizzazione di commercio, ed ora vedo con piacere ci sono dei tentativi più o meno magari con dei risultati, dove si cerca di togliere la pacottiglia, cioè si interviene dopo su una banalizzazione che si è lasciata correre e non ci si è pensati, eccetera. Il vero rischio che io vedo, e permettetemi, non solo un edile, ma ho una visione più ampia e mi permetto di trasferirla, è proprio questo. Cioè io ho la paura che l'impoverimento del saper fare, con questa difficoltà di tramandare alle generazioni, banalizzi anche questo campo, e banalizzare questo campo significa perdere il bello che ha questa città tutto attorno, con un lento degrado, e probabilmente ci se ne accorgerà fra un po', fra qualche anno, come ci si è accorti che le vetrine a Venezia erano tempestate di cose inutili e anche brutte da guardare. Ci si accorgerà tra un po' che stiamo perdendo un po' questa cosa. Per fortuna c'è il lavoro della sovrintendenza che ha sotto determinati numeri, ci sono mi sembra 4.000 contro 16.000 mi sembra, no? Ecco, di quei 16.000 del privato è complicato. Prima il Presidente Semmistrale lo diceva, no? Cartongesso. Ecco, questo è il banalizzare. Noi stiamo rischiando di banalizzare tutto un settore, ed è questa la paura più grande rispetto a questa cosa e alla città. Per il resto però cercherò di essere più positivo, diciamo. No, siamo sul campo e sta diventando un lavoro eroico questo del nostro, solo questo. Grazie. Professor Romagnoni, cosa può fare l'università per rendere, come diceva adesso il segretario della Confartigianato, attraente questo tipo di lavori? Bisogna che portiamo gli studenti da voi, c'è poco da fare, non mi pare che ci siano tante altre soluzioni. In qualche caso ci stiamo cercando di riuscire, e in altri casi è un pochino difficile, perché il lavoro in aula certi versi è anche più comodo. Mi rendo conto che
sto dicendo anche delle cose forse controcorrente, però è evidente che già spostarsi in cantiere, visitarlo, vedere finalmente, toccare con mano quello che giustamente era citato come uno dei problemi maggiori, il problema della sicurezza, perché assolutamente arriviamo ad avere una serie di problemi anche nella didattica. Pensate cosa vuol dire a livello di cantiere, per chi c'è e che ci opera, è pane quotidiano, insomma, ecco. Però le iniziative, come si diceva prima, vanno prese insieme. Adesso c'è qui l'architetto Salmistrari, sa che abbiamo cercato di fondare, di portare avanti una rete nella quale dovrebbero partecipare anche Confartigianato, ovviamente adesso dovrebbe essere entrato l'ordine degli architetti, e quindi stiamo cercando di entrare a livello di mondo del lavoro come università, anzi direi di più, come rete universitaria, cioè cercando l'appoggio anche degli istituti di Padova, di Verona, anche di Ca' Foscari, per cercare proprio di trovare come si può dire, la giusta misura per trovare anche degli elementi comuni che poi vengono resi ecco, più in progetti che non nella didattica. Ecco, questo aspetto qui forse va curato di più. Giovanni, forse, ecco, se ti ricordi, era uno dei temi che a lungo abbiamo cercato di sviluppare e che ancora una volta però forse se analizziamo tutto a bocce ferme ci accorgiamo che ovviamente non tutto va o dovrebbe andare per il verso giusto, e quindi abbiamo necessità di impegnarci ancora di più per cercare di risolvere quelle, diciamo, sfumature, ma non soltanto quelle, che sicuramente portano a una maggiore sinergia. Insisto sulla parola sinergia e sulla parola diciamo della rete, perché forse è il difetto più grosso che abbiamo come università, da un lato, mi metto in prima fila, perché c'è quasi la necessità di essere, la voglia di essere depositari di un sapere che però dopo deve fare i conti con la realtà, e magari basta un piccolo, vorrei dire, sasso, mi perdonate qui i restauratori, per mettere in crisi tutto. E la capacità di essere attenti e la capacità di analizzare, e ritorno al problema delle competenze, ritorno al problema del tempo, di gestione, di tutto quello che troviamo come esperienze di vita da una parte e di studio dall'altra, perché non dimentichiamoci che comunque lì arriviamo, dobbiamo confrontarci con le esperienze degli altri. Ecco perché dicevo prima, fatal error, se non c'è la trasmissione della cultura, del sapere di quelli che ci hanno preceduto, il loop non va da nessuna parte. Prego, parliamo di fare rete adesso. Il tentativo è stato fatto di fare rete tra l'università e le imprese. Devo dire che purtroppo io e Romagnoni non abbiamo avuto un'esperienza facilissima per colpa di entrambe le parti, nel senso, anche per l'imprenditore fare rete, andare a impegnarsi, incominciare a pensare a percorsi formativi, e sono tutti mestieri difficili che un po' poi esulano sia dalle competenze del professore sia dalle competenze dell'imprenditore, per cui bisogna cambiare proprio la prospettiva, l'idea, avere voglia di impegnarsi per un bene comune che non è così facile e non è così automatico trovare file di professori e imprenditori che vogliono mettere in gioco il proprio tempo, non dico perdere il proprio tempo, mettere in gioco il proprio tempo per insegnare o per appunto confrontarsi, per trovare dei percorsi nuovi, per poter inventare qualcosa, per attrarre nel nostro mondo, io parlo dell'edilizia in particolare, per attrarre figure di qualsiasi genere. Ripeto quello che ho detto prima, secondo me la parte tecnica è già più facile, il problema fondamentale sono gli operai. Gli operai però, l'ho detto prima e adesso faccio un inciso sul lavoro, nel senso, l'assessore ha detto e qualcun altro anche ha detto di portare il lavoro in città. Io dico una cosa bruttissima: è inutile voler portare in una città come Venezia gli operai,
Un operaio mediamente guadagna 1.600-1.800, ha una moglie che guadagna più o meno lo stesso, che fa 3.000-3.200. Devono pagare un affitto, devono pagare le bollette, poi magari vogliono mangiare anche la pizza, per cui il loro stipendio non è sufficiente per stare in città, punto. Qualsiasi altra discussione sul fatto di portare le persone qui a lavorare, questo tipo di persone, è del tutto inutile. È un esercizio bellissimo, possiamo essere tutti di estrazione di sinistra, ma resta questo fatto. Dobbiamo trovare di fare delle abitazioni adatte alle persone che lavorano nella cintura della città storica, perché la città storica è impegnativa dal punto di vista di vivere. Allora, come ha detto il dottor Magani, ci sono stati vari tavoli, non solo quello del prefetto, dove è stato proposto a vari enti di dare a disposizione degli immobili che gli imprenditori, ma non edili, gli imprenditori, perché come è stato detto il problema è di tutti la manodopera, erano disponibili a restaurarli e a tenerli per un tempo utile a rientrare dell'investimento fatto, ma che così l'ente, lo dico, tanto si arrabbierà il presidente dell'Ater, ma non importa, l'Ater ritornasse in possesso di edifici che lui non è in grado di restaurare, perché non ha i soldi, dove le aziende potessero mettere il proprio personale nel circondario, perché io che ho degli operai che arrivano da Chioggia, ci impiegano 1 ora e mezza a arrivare e 1 ora e mezza a ritornare a casa, sempre che la Romea non succeda niente. Per cui stanno via di casa 12 ore, 8 gliele pago. Posso anche dargli una mancia, ma resta il fatto che loro restano fuori 12 ore. I giovani non hanno nessuna intenzione di stare fuori di casa 12 ore per venire a lavorare per te. Adesso lo dico in maniera brutale, però è così. 12 ore la gente non sta fuori casa, non è più possibile. Deve esserci un lavoro diverso. Noi dobbiamo pensare anche che dobbiamo dare le case a un prezzo umano, che è 1/3 dello stipendio di uno. Una volta l'affitto di un appartamento era 1/3 dello stipendio di un lavoratore e una volta lavorava solo una persona, perché la moglie, di solito mamma, stava a casa con i bambini. Cioè bisogna ritornare su questi fatti, perché se no stiamo a parlare del nulla. A Venezia c'è un problema. Case a Venezia, centro storico, è inutile che ce li sogniamo, tanto la gente giustamente le dà in affitto ai turisti, magari ragione, se sua fa quello che vuole, dovreste voi pubblico fare delle politiche un po' diverse, ma questo è un altro ragionamento. Però ci sono molte occasioni che dovremmo, e torno al discorso studi, università, noi enti, studiare, perché c'è la possibilità di fare, e anche la mobilità. Altro problema che ha questa città, portare i lavoratori in questa città, c'è un problema di mobilità. A sapere del tram rotto, non era quello. C'è un problema di mobilità, di tempi di trasporto, che questa città ha un altro problema, che è quello. Cioè dobbiamo renderci conto che questa città è una città difficile e che impegna, e questi tavoli a mio avviso servono per quello, proprio per ragionare. Io butto lì le cose anche in maniera un po' provocatoria, ma è per ragionare, non è che io ho la certezza che quello che dico è giusto, è proprio che tavoli come questi servono per ragionare su come si può risolvere il problema. Siccome suona mi taccio. È la pastiglia. È la pastiglia. Grazie per essere stato nei tempi. Visto che si parlava di pianificazione, diamo la parola all'assessore. Si parlava di mobilità, di case sostenibili nella cintura urbana. Prego. Beh, la cintura urbana non è comparabile al tessuto edilizio urbanistico della città antica delle isole. Cioè, stiamo parlando di 2 mondi completamente diversi. No, ma di portare lavori si stava... Sì, portare lavori, tanta gente in terraferma va in bicicletta, non prende nemmeno i mezzi pubblici. Cioè, sono altri concetti, altri approcci alla vita nella quotidianità, sia nel tempo libero, sia nell'approccio del lavoro. Qui stiamo parlando invece probabilmente di una cosa completamente diversa. Allora, innanzitutto, per concludere il discorso che avevo iniziato prima, e poi prendo per buono anche certe considerazioni sulle imprese che rispecchiano di fatto la demografia e la situazione economica del nostro territorio, anche di quello nazionale. Cosa voglio dire? E l'ho detto anche venerdì al convegno.
il settore dell'edilizia, al di là dei restauratori che hanno un percorso formativo scolastico per cui viene riconosciuta la competenza e la capacità, e non a caso è un lavoro dove non c'è tanta differenza tra la presenza dell'uomo e della donna. Ma nei cantieri c'è un gap di genere che è inavvicinabile. È selettivo perché non si vuole portare una donna in un cantiere a sollevare o manovrare una gru piuttosto che portare una lastra di cartongesso da 3 metri per 1,20 su per una scala che bisogna tagliare la fette perché non ci passa. Cioè, c'è ancora una non conoscenza che a volte è anche un rifiuto non solo per i giovani, no? Dove nel mondo del restauro c'è anche l'approccio della donna, nel cantiere non c'è, se non nel mondo della consulenza, di professionisti e di chi deve governare il processo edile. Ma oggi un imprenditore che ha un cantiere, cioè ha una commessa, non ha solo la responsabilità nei confronti dei suoi dipendenti, ha un'enorme responsabilità nei confronti del committente che ora per allora deve garantire a regola d'arte la realizzazione dell'opera. Ma lo può fare con un'impresa che non ha personale specializzato, ma forse a volte sono manovali specializzati? Perché dico questo? Perché l'edilizia, che è un settore importante, distribuito e diffuso su tutto il territorio nazionale, tanto che arrivano anche imprese da fuori, no? Non seleziona i propri dipendenti. Chiede solo se è disponibile a far fatica. Non c'è la dimostrazione di una capacità lavorativa. E devo dire che è uno dei 2 settori economici, questo come l'agricoltura, che sono di riferimento per quelle persone che hanno bisogno di lavorare anche se non sanno lavorare. Quindi persone non preparate e non capaci ad affrontare un pericolo e un rischio. L'imprenditore li assume comunque perché non ce ne sono. Spera che 2 o 3 capaci stiano dietro altri 10 che hanno bisogno di una formazione, training on the job, qualcuno insegna. Quindi non è facile questo approccio lavorativo, garantendo poi che l'intonaco sia asciugato, sia messo in modo perpendicolare, che tutto sia, le fughe siano precise, che non ci siano cavilli nel parquet, no? Invece io penso che chi ama il cantiere lo ama così tanto che quando entra sente l'odore dell'intonaco che si asciuga, perché sente l'umidità nell'aria, riconosce il carpentiere perché taglia il legno, anche l'essenza del legno che taglia o del pavimento che viene messo giù, riconosce se ci sono dei solventi perché per la diluizione vengono utilizzati, odora e profuma un cantiere. Ecco perché in modo romantico dico, e chiudo, forse bisogna partire un po' tutti noi, insegnando anche i più piccoli, anche chi studia in un percorso formativo fortemente tecnico come quello degli istituti superiori piuttosto che dei cicli di formazione universitaria, riprendere in mano le filastrocche degli odori e dei colori di Gianni Rodari. Perché da piccolo siamo cresciuti imparando la memoria e mi ricordo ancora che è più paziente del vigile urbano. Adesso li vedo e glielo ricordo ancora che me l'hanno insegnato a 7 anni con la poesia di Gianni Rodari e mi congratulo con loro. Però parlano anche dell'imbianchino, parlano delle loro tute di lavoro azzurre, insegnano cos'è il lavoro. Ecco, io penso che proprio anche la parte, se vogliamo culturale, se si vuole, se culturale, però la parte di approccio a inserirsi in un mondo del lavoro anche con un approccio di desiderio, di passione sia fondamentale, perché chi risolve il problema in cantiere tante volte non è né il professionista né il datore di lavoro, è l'operaio che sa veramente lavorare. Grazie a tutti i relatori per questa interessante tavola rotonda. Adesso il segretario del Confartigianato doveva dire 2 parole di ringraziamento prima di lasciare la parola al professor Francesco Trovò, che avrà il compito di tirare un po' le fila di tutta la serie di discorsi che sono stati fatti. Grazie a tutti intanto. Io mi scuso perché dovrò tornare al lavoro, quindi non potrò ascoltare il professore. Grazie Michele. Solamente un attimo solo prima di tutto per ringraziare tutti voi per la vostra presenza, ringraziare anche il Presidente del Restauro Nazionale, Presidente di Confartigianato Città Metropolitana Siro Martin, però ci tenevo moltissimo a ringraziare chi ha reso possibile veramente questi 12 incontri, che sono in primis Enrico Vettore, poi assolutamente Antonio Girello,
e Francesco Trovò. Ecco, queste 3 persone hanno reso possibile questi 12 incontri che non si facevano da molti anni e che io ritengo importantissimi per tutto quello che ci siamo detti questa sera a questo tavolo, sia per le riflessioni, sia per il livello che si è tenuto in questi incontri e sia per il coinvolgimento dei giovani dell'università. Io devo ringraziare veramente di cuore loro 3 e facendo questo ringraziamento lascio la parola a Francesco Trovò. Beh, non poteva esserci conclusione migliore di questa serie di 12 incontri con questa tavola rotonda che pare sia stata stimolante. Sono state 30 ore, abbiamo quasi sempre riempito la sala, dico quasi per cauta modestia, e credo che abbiamo cercato con dedito impegno di far venire fuori questo saper fare, di dimostrarlo, non in quanto tale, che è già prezioso, ma associandolo anche a dei casi concreti, operativi, svolti, risolti. E credo che in sintesi questa energia collettiva, questa esigenza di fare rete, questa intelligenza collettiva di cui mi pare oggi tutti a questo tavolo siamo d'accordo, da questo evento, da questa serie di incontri sia un po' venuta fuori. Quindi io davvero ringrazio tutti di questa partecipazione numerosa e alla prossima volta. Grazie.